buongiorno, sono Francesco Redi, sono amministratore di Thyssen e insieme a SLA abbiamo organizzato questo percorso e siamo alla quinta edizione del patentino dell'ospitalità sul Montello, quindi è ormai un appuntamento consueto, annuale, è un ciclo, il patentino dell'ospitalità del Montello è un ciclo di occasioni, di interventi formativi che ha come obiettivo quello della consegna del patentino dell'ospitalità agli operatori nell'ambito del marchio d'area del Montello o DMC Montello che dir si voglia, e appunto con la collaborazione di SLA e Thyssen il progetto viene con il contributo determinante di Ascom Confcommercio Treviso e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Da quest'anno questa edizione è stata anche organizzata in collaborazione con Coldiretti e con Confartigianato Imprese, Asolo e Montebelluna. Pensate che ha coinvolto quasi 80 soggetti complessivamente, sia online che in presenza, e 40 hanno avuto, diciamo, la costanza di seguire tutti quanti il percorso e riceveranno oggi il patentino dell'ospitalità. Siamo stati nella seconda metà di maggio a Nervese della Battaglia, a Istrana, a Trevignano e a Giavera, con 4 incontri, come vi dicevo, ibridi, molto interessanti, che hanno toccato dal tema dell'intelligenza artificiale fino a quello delle risorse umane, che è estremamente attuale e interessante. Quindi dicevamo che è una quinta edizione, mi sembrano per fortuna lontani i tempi in cui ci trovavamo solo nelle dirette Facebook nel 2020, anche se li ricordo con molto affetto, assolutamente. E vi racconto solo qualche novità prima di passare la parola ai colleghi. Allora, il patentino dell'ospitalità possiamo dire che è diventato in tutto e per tutto, non solo perché è la quinta edizione, ma anche per gli obiettivi e l'impatto che è riuscito ad avere, è diventata una best practice, per cui tra l'altro da quest'anno siamo riusciti anche a realizzarlo, e dopo ci racconterai anche nel marchio d'area Asolo e Montegrappa, che un secondo aspetto che abbiamo visto e di cui oggi riceveremo anche una restituzione è che Montello va benissimo, ma quando diventa Asolo Montello ci si mette le ali ai progetti. E un'altra novità di cui oggi magari qualcosina sentiremo, forse così solo anche solo come aggiornamento, è che sono iniziati i tavoli del piano per arrivare al piano strategico del turismo del Veneto, e che quindi diciamo sono già molto partecipati, e qui sarà con noi anche il professor Marchioro, che ci racconterà, ci aggiornerà, ci dirà anche solo come sta andando, ecco, visto che sono appena iniziati, ma quindi ci sono aspettative ma anche opportunità. Che un'altra non novità ma una constatazione è che in questo territorio fare rete non è solo un hashtag, ma è una realtà. Lo abbiamo fatto, lo avete fatto con la DMC, attraverso i comuni, lo stanno facendo le associazioni di categoria. Oggi ne è un esempio anche tra territori, no? Abbiamo detto prima Asolo Montello, con i progetti che sono in corso, per cui questo è sicuramente un'ottima prospettiva. E infine anche la OGD, che ha un nuovo corso, nuovi progetti, magari qualcosa ci verrà anche raccontato, e proprio per questo magari proverò a chiamarla DMO, che magari porta anche bene, come la chiamano anche quelli un po' più bravi di noi. Ma allora andiamo dritti al punto, anche perché nelle regole di ingaggio chiederei a tutti quanti di rimanere nei tempi,
Ci sono tempi anche abbastanza assegnati, anche perché quest'anno, contrariamente all'anno scorso, vorrei partecipare al rinfresco finale curato da Montello a tavola, perché insomma penso di meritarmelo anch'io. Allora passo intanto la parola all'amico Cristian Brugnaro per il commercio. Grazie Francesco e buongiorno a tutti. Per me è un piacere e un onore vedervi qui, numerosi anche quest'anno. Dicevamo all'inizio, l'anno scorso eravamo il 30, quest'anno è il 28 giugno, però comincia a diventare un appuntamento annuale. Questo è importante, con tematiche e opportunità diverse di anno in anno. Saluto tutte le autorità presenti e le associazioni di categoria che oggi hanno dato i loro rappresentanti, anche a volte in situazioni abbastanza di estrema necessità, perché giustamente ci sono impegni che ci vedono costantemente da tutte le parti. E velocemente quindi chiamerei per i saluti, diciamo, di rito istituzionali, e partirei naturalmente, e ringrazio, dal sindaco Adalberto Bordin per i saluti del comune di Montebelluna e del comune capofila della IPA. Grazie a tutti. Quando si fa una lista di ringraziamenti si rischia sempre di dimenticare qualcuno, perché gli attori in questo contesto sono molti. Ve lo dico con il cuore, perché quando mi sono insediato come sindaco sinceramente non credevo di trovare un entusiasmo così spiccato all'interno della DMC. Siamo numerosi comuni con termini in questo contesto che, come lo definisce spesso Christian, è la nostra palestra naturale. Sinceramente vedere queste amministrazioni che collaborano, ma ve lo dico da cittadino, non ve lo dico da sindaco, in maniera così propositiva e anche così idealistica, se vogliamo, è una cosa che all'inizio mi ha veramente, insomma, mi ha fatto non solo piacere, mi ha stupito, devo dire la verità. Poi vedere tutto il contorno, che non si riferiva solamente alle amministrazioni, ma a tutti i rappresentanti di categoria e a tutte le associazioni anche sportive, perché veramente noto che c'è un denominatore comune che non possiamo mai dare per scontato, che è l'entusiasmo. Se cade l'entusiasmo non si va da nessuna parte, in qualsiasi settore, a maggior ragione nel settore turistico. Il tassello in più è stato, secondo me, posato anche ieri sera. Faccio un esempio magari banale, ma chi è di Montebelluna credo conosca il Palio. Ecco, per la prima volta, ieri abbiamo presentato il Palio in sede del primo giovedì musicale, per la prima volta anche all'interno del Palio di Montebelluna, che poi è un palio che, se vogliamo, in un certo senso lega un'area montebellunese, è stato dato spazio, ed era spazio proprio il logo di Montello Travel. Perché per troppo tempo, mi permetto di dire, noi siamo stati abituati, e io per primo, ad andare magari in Thailandia 18 volte, ma mai andare a vedere l'osservatorio del Re a Crocetta, perché tanto è vicino, quindi posso andarci anche domani. Credo che questo impegno da parte di tutti sia fondamentale. I miracoli non li fa nessuno, gli obiettivi si raggiungono con sacrifici. Siamo molto fortunati come montebellunesi, come area montebellunese, visto la neopresenza della Pedemontana, che per un montebellunese è una sorta di miracolo, ve lo dico sempre da cittadino lavoratore. Il mio ringraziamento va anche ai ristoratori del Montello, perché un ristoratore già fa un lavoro logorante da un punto di vista fisico, perché io non ce la farei mai, e anche psicologico, perché ti arriva anche al cliente che magari è anche un po' spinoso, devi comunque essere gentile. E in più si mettono in gioco assieme per un bene comune, che è il bene della nostra comunità. E raggiungere il bene della nostra comunità comporta quindi, come dicevo prima, sacrificio. Il sacrificio si ottiene attraverso l'investire il tempo per gli altri, non più per se stessi. Come dico sempre più spesso, ma non mi interessa di essere ripetitivo perché è semplicemente ciò che penso, il tempo dei comuni, intesi da un punto di vista medievale, è finito da qualche centinaio d'anni, grazie a Dio, e quindi attraverso una sinergia che comprende tutte le istituzioni, regione, OGD,
associazioni di categoria, ristoratori, istituzioni, SLA, tutti quanti lavorano per un obiettivo comune, ma soprattutto chi ha degli interessi commerciali privati si mette in gioco. Le istituzioni, in un certo senso, per le istituzioni è anche qualcosa di dovuto, per i privati no, ed è per questo motivo che io vi ringrazio di cuore. Mi scuso di dover andare via purtroppo, ma ci vediamo tra poco appena ho finito la riunione in municipio. Non tacciatemi per maleducato, di solito tendo a non esserlo, però purtroppo mi tocca andare. Grazie di cuore a tutti. Grazie ad Alberto, che ringraziamo, lo ritroveremo poi più tardi per la consegna, per il momento della consegna del patentino. Inviterei invece qui adesso per un saluto Giulia Casagrande in rappresentanza dell'ODG e anche della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Grazie Cristian. Come prima cosa porto i saluti del Presidente Pozza, che purtroppo per motivi un po' tristi, è un funerale, non è potuto essere qua ed è molto dispiaciuto perché fin dall'edizione 0 è stato presente in questa avventura. Infatti il logo è sempre presente e quindi porta i suoi saluti e veramente la prossima volta cercherà di esserci. E Presidente Pozza, che è anche un partecipante attivo della nuova costruzione della nuova OGD, anzi DMO d'ora in poi, visto che punto un pochino i piedi su questo. Allora, tra un po' sparatemi perché appena comincio a parlare di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo mettendo in campo, mi infervoro e bisogna spararmi col Kalashnikov. Allora, cosa sta succedendo in questo territorio in questo momento? Intanto quello che voi state facendo è il cuore di quello che deve essere, come diceva il vostro sindaco, la nuova modalità di lavorare insieme per il turismo, per le imprese, per il territorio, ma anche per gli enti locali, perché spesso ci dimentichiamo che gli enti locali sono fatti da persone alle quali oltre che chiedere bisogna anche dare. La vostra partecipazione a questi eventi, a questi corsi di formazione, a questo amore per il territorio ripaga loro anche di tutti gli sforzi, non solo economici ovviamente, che mettono in campo, ma anche di energie. E vedo Deborah che su questo è sempre molto, molto presente. Dove sta andando la nostra DMO? La nostra DMO sta andando verso il futuro e attraverso un primo passaggio che riguarda speriamo quest'anno, digitalizzazione della destinazione, il che vuol dire che il territorio andrà ad essere inserito tutto insieme piano piano, perché ci metteremo circa 1 anno e mezzo all'interno di un grande sistema che è quello della Regione Veneto, e poi il nostro professor Marchioro illustrerà meglio, ma dovreste già saperlo che cos'è il DMS. Verrà inserito nel grande cervellone che è questo DMS regionale, che permetterà a poi noi che facciamo promozione, commercializzazione, ma anche gestione, di andare a vendere e di andare a capire come si muove la destinazione. La faccio molto breve perché poi la parte tecnica non spetta a me, spetterà al professor Marchioro. Questo avverrà attraverso 2 passaggi. Il primo avverrà attraverso la capillarità, cioè verranno incaricati, assieme ad accordi con l'università e con gli istituti tecnici superiori, quindi l'ITS, dei ragazzi che verranno nelle vostre strutture, prima ricettive e poi anche di servizi, a vedere com'è il vostro inserimento all'interno del DMS, quindi verranno a capire se avete fatto il vostro mestiere, cioè se avete inserito le vostre caratteristiche, prenotabilità, fotografie, prezzi e altro, in maniera tale da poter dare a noi le armi di poter avere un'offerta mappata. Piano piano si andrà anche verso la parte dei servizi, per poter far cosa? Per poter avere anche la parte delle esperienze. In questo momento preciso riuscire a vendere delle esperienze del territorio da parte della destinazione è molto complicato, bisogna andare con un po' di fantasia, riuscire ad individuare quali sono gli attrattori, riuscire ad individuare quali sono le singole aziende che fanno queste esperienze e poter mettere insieme in autonomia le esperienze da andare a vendere. Questo sarà fattibile in 1 anno e mezzo circa, direttamente dal sito della destinazione e dai siti dei vari marchi d'area nel caso, o anche altri siti portatori di interesse. Questo dal punto di vista più o meno tecnico e in 2 parole. Da un punto di vista invece amministrativo andremo a riorganizzarci totalmente. Questo vorrà dire che
la situazione attuale che vede la nostra DMO divisa in un tavolo di confronto in cui il presidente è il presidente Marcon e qui so esserci un suo incaricato, una cabina di regia con il presidente Pozza e un soggetto gestore o attuatore che è Fondazione Marca Treviso, diventerà un'unica struttura a gennaio, febbraio, dipende dai tempi tecnici, che vedrà avere un'unica governance e che quindi andrà a gestire la destinazione togliendo passaggi e in maniera assolutamente smart e veloce. È un po' più complicato di quello che lo faccio passare, però in realtà è molto avvincente, perché questo vuol dire che una struttura andrà ad essere efficace ed efficiente nell'organizzazione di quello che è una governance turistica della destinazione e anche nella possibilità di andare a promuovere e commercializzare, come dicevo prima, attraverso gli strumenti tecnologici, l'offerta. E quello che voi state facendo è sostanzialmente un piccolo embrione di quello che diventerà la nostra OGD, quindi uno stretto braccio tra pubblico e privato, nel quale il privato va a creare un prodotto di eccellenza e il pubblico lo va a organizzare e vendere. È un qualcosa che cercheremo di fare molto rapidamente, quantomeno nel prossimo anno, però insomma abbiamo appena cominciato, quindi dateci qualche mese. Vi auguro buon lavoro e buon convegno. Grazie Giulia per il tuo intervento e proseguirei a questo punto con Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Cristian, grazie Francesco. Probabilmente ricordo male, ma un anno fa, esattamente un anno fa, eravamo in questa sala all'inizio di un percorso. In questo periodo mi sembra che ci stiamo vedendo spesso tra Asolo e Montello, con il presidente REC, con la Regione Veneto, con la presidente Casagrande, e quindi quando ci si vede spesso negli stessi luoghi con le stesse persone si corre il rischio anche di dire le stesse cose. In realtà non è così. Io credo che ci vediamo spesso in questo periodo, in quest'area, perché ci crediamo. E credo che la cosa più importante per le imprese sia crederci insieme. Saluto anche il presidente Bosa. Crederci insieme, perché quando crediamo e quindi investiamo come imprese e vediamo che a fianco a noi ci stanno credendo la Regione, le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, allora non solo crederci insieme aiuta a credere meglio, ma in realtà aiuta a investire meglio, aiuta a investire nella stessa direzione. E chiudo perché credo che l'investimento principale che stiamo facendo, lo stiamo facendo come associazione, come Confcommercio Treviso, in questa logica. È fondamentale crederci come imprese, organizzarsi, perché chi ci sta guardando, chi ci sta aspettando, il turista che stiamo accogliendo oggi, ci chiede organizzazione, ci chiede formazione, e credo che questo passaggio sia fondamentale, e tutto ci conferma che stiamo davvero realizzando quello che diciamo spesso, che è questa destinazione turistica che ha tutta una sua forte identità lungo la strada Asolo-Montello, e quindi anche il tema della strada, lo dicevamo anche al convegno, no, Presidente, è un tema turisticamente rilevante, e continuare a farlo insieme, farlo anche a scadenza così ritmata, no, annualmente e periodicamente, è il segno migliore che possiamo dare alle imprese, per cui continuiamo a investire insieme. Grazie a tutti e buon lavoro. E ora invece inviterei qui al centro Simone Rec, presidente della Strada del Vino Asolo Montello e in rappresentanza anche di Coldiretti Treviso. Grazie Cristian, grazie Francesco. Vi porto i saluti di Coldiretti Treviso che per il secondo anno, per la seconda edizione collabora con Ascom, Confcommercio, con Twisson e con tutti gli attori di questo territorio. L'anno scorso la collaborazione è stata
nel portare le nostre aziende a partecipare al corso, e quindi abbiamo avuto anche sul Montello alcuni dei nostri associati che si sono patentati. Quest'anno la collaborazione è stata fattiva, quindi tenendo anche una relazione durante il corso stesso. È per noi stato un piacere perché nel solco di questa collaborazione, che anche il presidente di Ascom e Confcommercio Treviso ha appena raccontato, Coldiretti c'è. Ci crediamo molto, ci crediamo nell'investimento sulla destinazione turistica, sul nostro territorio, sia Asolo sia Montello, e probabilmente lo dirà poi Christian, nel 2023, frutto di questa collaborazione, siamo riusciti a portare anche all'interno del marchio d'area Terre di Asolo Montegrappa la prima edizione del patentino dell'ospitalità, perché abbiamo guardato con invidia il percorso che si faceva qui su questa zona del Montello, e quindi questa zona del Montello che siete arrivati già alla quinta edizione, perfetto, e guardando con invidia questo percorso abbiamo detto: ma perché anche noi, mettendo assieme nuovamente Coldiretti e Confartigianato e Ascom Confcommercio e Thyssen, non riusciamo a portarlo all'interno anche del nostro marchio d'area, e così siamo partiti. Vi porto i saluti del nostro presidente Giorgio Polegato, che oggi non è potuto essere presente perché come Coldiretti questo weekend siamo impegnati con un evento a livello nazionale a Venezia, da oggi fino a domenica, e saremo nuovamente presenti anche il prossimo anno se ci vorrete. Ne approfitto anche per fare gli auguri ai 40 operatori che oggi patentate, quindi se ogni anno i numeri sono così numerosi, vuol dire che c'è ancora richiesta di formazione sul territorio in ambito turistico. Grazie ancora. Grazie Simone, grazie del tuo intervento, e ribadisco anch'io che assolutamente la volontà è quella di ripresentare e proseguire la parte formativa sia nell'area dell'Asolo sia nell'area del Montello, sicuramente per quest'autunno nell'Asolano e per l'anno prossimo nell'area montelliana. Inviterei invece qui ora in rappresentanza della provincia di Treviso come consigliere l'avvocato Fabio Maggio. Grazie e buongiorno a tutti, benvenuti. Un saluto da parte mia, e vi porto i saluti del presidente Stefano Marcon, che non può essere qui per un impegno concomitante, e oltre ai saluti vi porto il ringraziamento prima di tutto a Ascom Confcommercio e alle associazioni di categoria, l'iniziativa che hanno voluto fin da subito portare avanti, un'iniziativa che rappresenta un approccio consapevole alla cultura dell'ospitalità, un approccio professionale alla cultura del territorio e alla professionalità, ed un supporto essenziale ai veri ambasciatori del nostro territorio, cioè chi quotidianamente oggi accoglie le decine, centinaia di persone che imparano quotidianamente ad apprezzare questo territorio straordinario. Quindi grazie davvero, una buona giornata e un buon lavoro a tutti coloro che oggi parteciperanno. Grazie Fabio anche per il tuo intervento. L'ho visto arrivare, lo invito qua, il presidente di Confartigianato Imprese Asolo Montebelluna, Fausto Bosa, per il suo saluto ed intervento. Grazie Fausto. Mi devi dare le ricette per il birramisù. Birramisù. No, scherzo. No, scusate, un saluto veloce, grazie. Ringrazio soprattutto Ascom Confcommercio per l'organizzazione e Thyssen di questo patentino che ritengo molto importante, e ringrazio anche perché ci hanno coinvolto in questa fase finale con 2 testimonianze. Io avrei potuto tranquillamente essere un'altra testimonianza, perché occupandomi di mobilità, trasporto persone, sono a tutti gli effetti un operatore turistico, anche se la legge nazionale ci ingabbia con il Ministero dei Trasporti e non il Ministero del Turismo, ma queste sono altre questioni. Grazie a Confcommercio in particolare, perché questa dimostra l'importanza che hanno le associazioni di categoria nella promozione di queste iniziative e nel riuscire a far squadra. Sono importanti le amministrazioni comunali, ma le amministrazioni a volte sono molto frammentate e pensano giustamente al loro bacino d'utenza, al loro bacino elettorale. Le associazioni invece sono molto più larghe. Io parlo per la mia, noi andiamo da Borso del Grappa a Nervesa della Battaglia, quindi portiamo gli interessi dell'asolano, dell'area montebellunese, del montelliano, quindi è importante che voi vi affidate, voi siete tutti sicuramente soci di queste associazioni, ma è importante anche che parliate bene delle associazioni, che facciate in modo che ci siano nuove persone che si associano a noi, perché noi
siamo dei portatori di interessi, l'abbiamo visto nel periodo del Covid, degli stakeholder importanti, perché portiamo i vostri desiderata e li portiamo in un campo largo e non siamo stretti nei confini di un singolo territorio. Quindi grazie ancora per l'organizzazione, grazie per averci accolto con le due testimonianze. È importante, come diceva Federico prima, anche le relazioni, gli scambi, le intersezioni. Io con lui sono parte di una rete di impresa che si chiama Prosecco Hills, dove lui è il mio presidente, lui non ne può parlare perché è rispettoso, io ci faccio parte e siccome siamo un po' scoperti nell'area montelliana, vi invito a prendere contatti con la nostra organizzazione perché potrebbe essere interessante anche per voi farci parte. Grazie. Grazie Fausto. E riconfermo anch'io quello che diciamo sempre, cioè quello che ci diciamo spesso, Francesco: il lavorare insieme, lavorare in sinergia è fondamentale e quindi deve essere la base di ogni iniziativa che si fa. Cioè io mi faccio sempre la domanda di che cosa ci chiedono alla nostra base, no? Cosa chiedono i nostri, perché se noi andiamo a progettare un qualcosa che non trova risposta all'interno del tessuto economico, stiamo facendo non l'attività dell'associazione di categoria. Nel momento in cui invece rispondiamo in maniera sinergica e coerente e congruente a quello che ci chiedono i nostri associati e le nostre imprese tutte, stiamo svolgendo un lavoro corretto. Ora invece andrei a trasmettere un video con i saluti della nostra Presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio Treviso, in persona della Presidente Dania Sartorato e anche naturalmente il rappresentante di FIPE Confcommercio Treviso. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, vi esprimo da qui un calorosissimo saluto come Presidente di Confcommercio Unione Provinciale e anche di FIPE. Un grazie per l'organizzazione, all'ASCOM Mandamentale ed in particolare alla delegazione di Montebelluna, alla Camera di Commercio di Treviso Belluno per aver finanziato il progetto, al coordinamento della DMC Montello e all'IPA Montello Piave Sile, alla partecipazione di Coldiretti e di Confartigianato, ai relatori per l'ottimo percorso portato a termine del patentino dell'ospitalità. Ed un saluto all'assessore Caner. È una soddisfazione vedere la crescita del territorio montelliano proiettata in uno scenario turistico di primaria importanza, al centro di un cambiamento anche viario fondamentale e oggi direi snodo per tutta questa bella ed importante area della nostra provincia. Il Montello infatti è storia, è geologia, è escursionismo, è buona tavola ed è sicuramente anche accoglienza. Non posso che salutare in maniera speciale il collega Ezio Guizzo per l'impegno nell'Associazione dei ristoratori Montello a Tavola, associazione che ha fatto crescere passo dopo passo, sfruttando sinergie e talenti nel segno dell'identità e del radicamento al territorio. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Un grazie, seppur virtuale, perché purtroppo non riusciva per impegni diciamo concomitanti ad essere qui presente, a Dania Sartorato, che ringraziamo. E a questo punto siamo giunti, perché per la parte regionale recuperiamo poi dopo, e avviamo quindi praticamente la giornata. Rilascio la parola a Francesco Redi e chiudo anch'io ringraziando i ristoratori, ma poi il buffet sarà il loro modo di dirci un grazie a tutti, perché proprio anche i ristoratori, ricordo, il 29 gennaio scorso sono nati come associazione qui in questo luogo di memoria e di storia. Grazie. Sì, allora io vi chiederei un applauso anche a Cristian Brugnaro, perché comunque è l'anima del patentino di questa iniziativa. Grazie. Allora, come vi dicevo, una iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio, con appunto il grande lavoro di ASCOM Commercio Treviso, ma soprattutto diciamo dall'organizzazione di
di Thyssen e di SLA, ed è con una puntualità ed un'efficacia simile a quella dello Shinkansen giapponese, no? Questo treno super veloce che vi presento, che introduco l'intervento del collega Stefano Landi, che dovrebbe essere online. Noi ti salutiamo, ci manchi tanto qui Stefano, ma sappiamo che avrai modo di raggiungerci quanto presto proprio per l'introduzione ai lavori. Sentiamo un attimo l'audio. Io volevo salutarvi tutte e tutti e chiedervi scusa se non riesco a essere lì in presenza, ma purtroppo si sono sommate troppe cose troppo lontano. E approfitto di questi pochi minuti, saranno veramente pochi, state tranquilli, per salutare questa iniziativa, non solo questa specifica, ma anche il contesto in cui si colloca. Sono molto contento che se ne parli oggi, giorno 28, dopo che il 25 e il 26 abbiamo avuto i primi tavoli del piano strategico del turismo del Veneto dei prossimi 3 anni, perché trovo una forte relazione tra quello che stiamo facendo qui in Montello e quello che si fa a livello generale per la regione, ma ci arriverò con calma. Primo tema che volevo trattare con voi è questo fatto che voi avete adottato e perseguito e state praticando il cibo e comunque sia gli eventi enogastronomici come un gancio per proporvi sul mercato, un mercato che si auspica sempre più ampio rispetto a quello già di prossimità regionale che voi possedete. Credo che sia molto importante perché questo gancio è un gancio, permettetemi di usare un'espressione un po' tecnica, un gancio specchio. È uno dei motivi per cui siete conosciuti e riconosciuti da una parte, ma è anche uno dei motivi che vi identifica presso di voi, in cui vi riconoscete. Ed è molto importante perché non è così automatico. Il cibo è, nel caso del Montello in particolare, di Asolo Montello, un passepartout per aprire tante porte. E mi sembrerebbe che sia corretto, quasi corretto, dire prendiamo il turista per la gola, ma anche prendiamo il Montello per la gola. Questo non voglio dire che sia un elemento casuale, è il primo che funziona. Mentre noi sappiamo che il Montello avrebbe milioni di storie e di storia da raccontare, avrebbe forse miliardi di prodotti e di brand di cui fregiarsi, di marchi di cui fregiarsi, il fatto che parta dal cibo è secondo me un ottimo segnale, perché bisogna partire da qualcosa che funziona, da qualcosa che si spiega da sola e non dobbiamo per forza di cose andare a raccontare chi siamo, lo siamo già. Da questo punto di vista vi segnalo un tema che a cui sono affezionato. Attualmente il cibo è un fortissimo richiamo, un fortissimo elemento di identità, ma è ancora relativamente uno scarso motivatore di domanda turistica. Estremizzo il concetto dicendo si mangia ma non si dorme per mangiare, o non ancora. Quindi bisogna realisticamente inventare e trovare dei modi per cui il cibo diventi un attrattore turistico che non è solo un'escursione, ma è anche un prodotto in cui si sta sul territorio, si dorme e poi a partire dal cibo si valorizzano, si imparano tante altre bellezze e tante altre caratteristiche del territorio. Comunque si mangia e questo è fondamentale. Ho fatto questo passaggio anche per ricordare che nello sfondo si muovono altre cose. Intanto è in fase di costruzione un marchio che si chiama attestazione di origine italiana dei prodotti. Questo è a livello nazionale, lo sta facendo il Ministero cosiddetto dell'Industria, che adesso si chiama anche Made in Italy, e questo sarà uno degli elementi di forza dei prodotti del vostro territorio, nel momento in cui i prodotti del vostro territorio decideranno di connotarsi, e questo è un fatto di rivendicazione importante per essere italiani e per essere del Montello. È un tema più generale, di nuovo, che si è appunto riproposto nei tavoli del piano strategico del turismo veneto. Perché? Perché il Veneto ha una marca
relativamente forte, attualmente identificata con The Land of Venice, che è stata una forzatura per certi versi rispetto a tanti territori, ma anche l'evidente dichiarazione di sapere e di riconoscere che la locomotiva forte è Venezia, che è poi il criterio ordinatore di tutto il Veneto. E questo è un tema, dicevo, più generale, perché proprio nei tavoli del piano strategico del turismo è venuto fuori un'affermazione che io condivido, che il Veneto ha tanti marchi, ma relativamente poca marca, in quanto regione, e questo è un problema che dovremo porci prossimamente. È molto più facile, ci sono altre regioni più fortunate anche da questo punto di vista, è molto più facile dire e far riconoscere Toscana e Sardegna, anche sui mercati relativamente lontani, che non Veneto, che è molto più forte per le sue componenti che non per l'ombrello generale. Da questo punto di vista penso che non dobbiamo vergognarci di essere tanta roba, forse troppa roba. Perché dico che non dobbiamo vergognarci? Perché è una constatazione, non possiamo reprimere nessuna individualità, schiacciare nessun marchio, e tantissimi, come sapete, sono i marchi di grande successo le cui produzioni sono localizzate sul territorio del Montello, e forse però dobbiamo imparare, e credo che questo discorso del food che voi state così correttamente portando avanti sia appunto, come dicevamo prima, anche attraverso il festival, l'Asolo Montello Fest, che state organizzando, che avete appena finito di organizzare, che state programmando, di cui si parlerà tra pochi minuti, questo sia un po' una bravura nel concentrarsi, nel fare la punta alla freccia che va più veloce, perché il problema serio in questi casi, l'ultima affermazione che faccio, è che non bisogna aspettare per forza, che gli altri riconoscano la forza di un territorio, che gli altri si identifichino in quello che si fa collettivamente. È giusto partire con quello che si ha. Anche questo ce l'hanno stanno dimostrando i tavoli del piano strategico della Regione. Le destinazioni le fa chi le fa, non è che le destinazioni sono fatte una volta per tutte secondo uno schema fisso, secondo una specie di modello codificato. Abbiamo intorno ai tavoli della Regione tantissime destinazioni, 17 più i marchi d'area, più tante individualità che sono la ricchezza della Regione. Non possiamo pretendere che tutti quanti siano, come dire, abbiano la stessa formula, abbiano lo stesso contenitore. Di certo dobbiamo pretendere che tutti quanti abbiano lo stesso contenuto, e il contenuto è appunto il Veneto. Da questo punto di vista ci tengo a dire che i contenuti voi li avete ben identificati, li avete ben enfatizzati e state lavorando nella direzione giusta. Quando tutto il resto del sistema, anche trainato da questa iniziativa, si riconoscerà la sua appartenenza, io credo che questo specchio che attualmente illumina la parte food, la food and beverage o come la volete chiamare, diventerà uno specchio molto più potente, perché sapete bene che i marchi contenuti nel Montello valgono molto di più in questo momento come somma o prodotto di individualità dello stesso contenitore del Montello. Quindi buon lavoro, e sono sicuro che sarà un lavoro coronato da un grande successo. Grazie. Grazie Stefano, spero che tu riesci a sentire gli applausi che ti sono arrivati, ma mi sembra che non ci senti, vero? No, in effetti no, mi dispiace. È un suo problema, bene, ok, per cui diciamo mi auguro che gli siano arrivati. Grazie intanto anche a Sara Marchetti, che avete imparato tutti quanti a conoscere durante tutto questo percorso del patentino del Montello. Allora io mi sposto di sedia perché immagino che possa servire il computer, e nel chiedere ai prossimi relatori di prendere appunto posizione, direi un applauso al professor Marchioro e alla dottoressa Comirato. Per favore, se ci volete intanto seguire. Esatto, che ti diamo qua, appunto, mentre prendete posto, volevo fare due considerazioni. Tu ti volevi sedere oppure rimani? Ah, ok, allora. Bene, allora ti lasciamo lì, io mi metto in mezzo così. Allora niente, introducendo il prossimo
il prossimo intervento. Volevo fare 2 considerazioni. La prima è che prendere decisioni senza dati è come girare di notte senza i fari. Questo qui è un po' una considerazione personale. La seconda è che tra i siti più visitati in azienda da noi è proprio quello dell'Osservatorio del Veneto, perché effettivamente ha una facilità e un'utilità importante, ma non voglio spoilerare niente, lascio a voi tutto. Bene, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia, grazie per il coinvolgimento, l'invito, e un grazie soprattutto agli organizzatori di questa iniziativa, a Commercio, a Coldiretti, a Confartigianato e alla DMC, del Montello, e anche, come dire, all'organizzazione di gestione della destinazione e a tutti coloro che sono intervenuti. Io porto anche i saluti dell'assessore Caner, che ha la stessa impegno del Presidente Pozza, e quindi non è riuscito a collegarsi, neanche a essere presente. Non so se poi magari ci raggiungerà in coda. Gli stimoli questa mattina sono stati davvero moltissimi, e quindi verrebbe voglia, come dire, di reagire, come dire, a tutte le sollecitazioni che ci sono state, anche all'intervento di Stefano Landi poco fa rispetto al percorso del piano strategico che ha preso avvio in questi giorni, ed è un percorso che abbiamo voluto per la 3ª edizione come iniziativa partecipata. Oggi non si può più fare destinazione senza coinvolgere non solo, come dire, il sistema delle imprese, non solo il sistema come dire, delle amministrazioni, ma anche evidentemente le comunità ospitanti, e attraverso i tavoli noi cerchiamo anche di fare questo, di darci per i prossimi 3 anni, come dire, una visione delle linee strategiche di azione, perché gli scenari che stiamo vivendo e in cui siamo perfettamente dentro, come dire, sono in continuo mutamento, insomma, dai cambiamenti sociodemografici evidentemente al tema dei dati, di cui parleremo tra poco con Chiara Comirato, e al tema, come dire, della sostenibilità, della responsabilità, dell'inclusività, che è anche al centro, come dire, della discussione ai tavoli del piano strategico. Io però voglio fare una sottolineatura rispetto a questo territorio complessivamente, quella della destinazione del Trevigiano, ma anche di queste aree. Cito insomma sia Montello che Asolo e Grappa, perché siamo un territorio con destinazioni, se fosse in verticale sarebbe una matrioshka, insomma non so come definirlo, ma dove una destinazione contiene l'altra e si sta instaurando un bel meccanismo di collaborazione verticale e orizzontale tra tutti i livelli di destinazione. E il tema, l'ha sottolineato più di qualcuno, è che le destinazioni si fanno evidentemente partendo dal basso, partendo dal coinvolgimento. In questo senso il patentino dell'ospitalità è assolutamente, come dire, una tappa importante. Io è il 2° anno che partecipo, come dire, a questa occasione, la trovo molto felice e in perfetta coerenza anche con la carta dell'accoglienza e dell'ospitalità, che è proprio, è emersa nella precedente edizione del piano strategico e che stiamo, come dire, declinando anche con queste modalità. Io non voglio portare via troppo spazio, perché fianco a me c'è Chiara Comirato. Bisogna investire, questo lo sottolineo, lo vedo da Thyssen, lo vedo da noi, insomma, nelle nuove generazioni che sono, come dire, il nostro futuro. Però voglio introdurre un po' il tema dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, che è proprio frutto, come dire, delle precedenti edizioni del piano strategico, proprio quando la discussione ai tavoli, come dire, da più parti, dalle imprese, dalle istituzioni, è emerso con forza, come dire, il fatto che arrivi e presenze sono, come dire, sì un dato utile, ma ormai non più sufficiente a comprendere la complessità del fenomeno turistico, anche se poi dai giornalisti ai sindaci, eccetera, ci dicono sempre ma come sono andati gli arrivi, i pernottamenti, eccetera. Però sono la fotografia di ciò che è già avvenuto, e magari spesso non è anche in tempo reale, e quindi c'è necessità evidentemente di disporre anche di altre informazioni che siano, come dire, utili da un punto di vista qualitativo e rappresentative da un punto di vista quantitativo.
Il problema è che noi di dati in realtà oggi ne disponiamo come dire, in grande abbondanza. Il problema è selezionare, capire quali sono utili, quali ci servono per la nostra programmazione di impresa e per la nostra programmazione di destinazione, di territorio. E questo non è sempre semplice, molto spesso non sappiamo dove andarli a cercare, molto spesso, come dire, li troviamo nelle camere di commercio, li troviamo, come dire, nei siti degli aeroporti, nei siti delle destinazioni, nei siti delle associazioni di categoria. Mancava uno spazio, come dire, unico in cui rinvenire tutto questo, ed è per questo motivo che abbiamo pensato all'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, adesso sottolineerò questo concetto di federato, come un ecosistema digitale, un qualcosa, un hub dove andare a riposizionare, a trovare e a rinvenire, a leggere un po' tutti i dati utili a comprendere il fenomeno turistico. E anche qui, diciamo, come frutto partecipato, su questo ci dobbiamo ancora lavorare, no Chiara? Ma stiamo sulla buona strada, nel senso che l'osservatorio diciamo, oggi vede sostanzialmente 46 soggetti aderenti a un protocollo di intesa, vede Unioncamere e Regione come soggetti promotori e finanziatori, ma vede le organizzazioni di gestione della destinazione. A proposito, vi invito a dare grande fiducia al lavoro che sta facendo tutta l'OGD, ma anche al ruolo di traino che sta imprimendo Giulia Casagrande. Ecco, le destinazioni, le associazioni di categoria, di tutti, non quelle turistiche in senso stretto, ma appunto le tre che ci ospitano oggi, anche Confindustria e altre, insomma, perché diciamo, è un osservatorio privilegiato quello che rappresenta il mondo delle imprese, SAVE, la società che gestisce i nostri aeroporti, il mondo del volontariato con l'UMPLI, diciamo il mondo dei lavoratori, quindi con le organizzazioni sindacali e anche con i loro centri studi, i 4 Atenei del Veneto, insomma, quindi un processo federato che dobbiamo imparare ad alimentare anche dal basso, cioè non deve venire la conoscenza dei dati non deve venire tutta a livello centrale, ma deve venire anche dai territori. E la piattaforma serve proprio a questo discrimine, a volte troppa informazione, nessuna informazione, e quindi da qui l'idea, insomma, della piattaforma che adesso con Chiara andremo a navigare. La piattaforma nasce da un progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, uno dei tentativi di capitalizzazione di queste iniziative, e ci porta ad avere diverse fonti dati tradizionali attraverso indagini congiunturali condotte ad esempio dal centro studi di Unioncamere, con interviste periodiche al mondo del commercio, dei servizi e alle imprese, dati appunto sul traffico aereo in collaborazione con SAVE, report periodici, ovviamente anche i dati ufficiali di arrivi e presenze, ma vedrete rappresentati in modo molto più dinamico con delle infografiche molto intuitive nella lettura, e poi, come vedremo tra poco con Chiara, i dati su cosa pensano di noi, delle nostre imprese, delle nostre destinazioni, dei nostri attrattori, delle nostre professioni turistiche, chi viene a visitarci. E vi dico già che non è un giochino ormai questo, perché le fonti dati, lo vedremo tra poco, sono fortemente rappresentative. Ormai con gli analisti di Datapil abbiamo, che è il nostro partner in questo argomento, abbiamo visto che la curva della numerosità dei contenuti, cioè le tracce digitali che ognuno di noi lascia con le recensioni o con i dialoghi sui social, eccetera, è talmente rappresentativa che va a sovrapporsi alla curva degli arrivi e presenze, quindi è assolutamente rappresentativa, come dicono gli statistici, dell'universo. E poi c'è un altro strumento molto importante, quello di Hospitality Data Intelligence, che abbiamo creato di recente grazie alla collaborazione ancora una volta con Confturismo, Federalberghi, FAITA, le Camere di Commercio e i territori, che ci consente di analizzare, partendo dai gestionali per ora delle strutture ricettive più tradizionali, però di analizzare il ricavo medio per camera, da dove vengono le prenotazioni, se online o offline, e quali canali di vendita, e anche le nazionalità in tempo reale. Poi con l'Università Ca' Foscari abbiamo indagato anche quella che diciamo i tecnici chiamano il customer journey, cioè
la percorrenza all'interno della destinazione da parte del turista, cosa visita, l'abbiamo in una versione beta su Verona. Io mi fermo qui, interagirò un po' con Chiara durante la navigazione e lascio a Chiara, come dire, mostrarci dal vivo la piattaforma. Chiara collabora con noi e con Union Camere e gestisce praticamente quasi in autonomia l'osservatorio. Prego Chiara. Grazie. Sì, perfetto. Buongiorno a tutti. Adesso navigheremo insieme al sito. Chiedo un aiuto a Sara, grazie. Sarò seduta per poter navigare meglio il sito e per mostrarvi effettivamente tutto ciò che è stato riassunto da Stefan in maniera molto efficace, come questa collaborazione è stata poi portata nel concreto. Questo è appunto la piattaforma dell'osservatorio. Si divide principalmente in 3 sezioni, che è quella delle notizie, dell'area documentale e dei dati indicatori. Per questioni di tempi ci concentreremo sui dati indicatori, ma potete tranquillamente cercare poi il sito online e approfondire la ricerca. Una cosa che ci tengo a dire è che nell'area documentale, che non vedremo nel dettaglio, noi raccogliamo tutti quelli che sono i report sia generati dalla regione ma anche dalle destinazioni, dalle associazioni di categoria, quindi è un modo per raccogliere all'interno di un'unica piattaforma tutti quei dati, quelle analisi che possono essere utili a livello locale, di destinazione, regionale, nazionale e anche internazionale. Rispetto invece ai dati indicatori, come si diceva prima, oltre agli arrivi e presenze sono presenti anche altre tipologie di dati, quindi non solo quantitativo ma anche qualitativo e previsionale. La cosa che contraddistingue la piattaforma dell'osservatorio è come questi dati vengono poi messi a disposizione. Innanzitutto sono dati aperti, quindi chiunque può accedervi senza nessuna limitazione e vengono visualizzati in maniera interattiva, quindi chi fruisce di questi dati può selezionare e filtrare in base alla ricerca che sta facendo o all'analisi di cui ha bisogno. Come vediamo non è una semplice tabella con dati, ma abbiamo una visualizzazione dinamica. Come vedete questi sono gli arrivi in Veneto nell'anno 2023. Più è blu, più turisti provengono da quel paese e qui possiamo vedere, selezionare in base alla nostra necessità e al tempo stesso vedere dove, quindi in quale strutture questi turisti soggiornano, e con la nostra selezione possiamo sia creare un grafico e possiamo selezionare fino a 4 paesi, oppure scaricare o il grafico o la visualizzazione che noi abbiamo creato. Quindi questo ci permette appunto di dare agli arrivi e presenze una visualizzazione diversa, cosa che invece prima non era possibile. Questo vale sia per il Veneto in generale, ma abbiamo una suddivisione poi che è per STL, quindi per sistemi turistici locali. Ci permette di vedere gli arrivi per destinazione sia annuale che per mese, quindi se noi andiamo sugli arrivi per mese non solo vediamo gli ultimi 12 mesi, possiamo anche qui selezionare o i paesi o gli STL, quindi mettere a confronto tra di loro delle destinazioni e possiamo vedere gli ultimi 12 mesi ma anche il progressivo, quindi lo stesso periodo. Attualmente i dati disponibili sono gennaio-aprile. Quindi, come si diceva prima, è una fotografia di quello che è stato, non di quello che verrà. Questo è utile, ma ancora più utile è avere anche quelle che sono le previsioni per il futuro, soprattutto al giorno d'oggi, con sia eventi specifici o anche, ad esempio, gli eventi climatici, giusto Stefan, che cambiano quello che... Esattamente, come abbiamo visto l'anno scorso, quando sulla costa c'era stato un evento estremo, c'erano state tantissime cancellazioni proprio in tutta la costa veneta per quei giorni e per quelli successivi, perché i turisti avevano un po' paura a venire nella destinazione, che poi però questo è stato recuperato con la bella stagione di settembre-ottobre, ma senza i dati previsionali è difficile capirlo, perché lo puoi capire solo a fatto avvenuto. Quindi questa è come viene visualizzata arrivi e presenze, però vorrei, visto i tempi, anche analizzare più nel dettaglio sentiment e reputazione e data intelligence. Sentiment e reputazione è appunto come i turisti percepiscono la nostra destinazione, sia nel suo complesso, sia per quanto riguarda la ristorazione, la ricettività,
le attrazioni, ma stiamo anche implementando altre voci, come penso può essere di interesse quello che riguarda tutta la parte vitivinicola, quindi le cantine che verranno implementate nei prossimi mesi. Qui possiamo selezionare per area. Noi abbiamo attualmente visibili le 17 destinazioni del Veneto più alcuni marchi d'area, anche questi verranno sempre implementati con i prossimi aggiornamenti. Direi, visto il territorio in cui ci troviamo, di visualizzare direttamente Treviso. Qui viene fornita una sintesi del sentiment, quindi della reputazione della destinazione degli ultimi 3 mesi, è aggiornato sempre la settimana precedente. Questa analisi deriva dall'analisi che Datapill fa online di tutti quelli che sono i commenti, i contenuti, le tracce digitali, non di un semplice sito web ma di tantissime fonti, tanto che sono più di 180 fonti da cui provengono questi dati, quindi il campione è molto molto rappresentativo di tutto l'universo. Qui vediamo appunto come sta andando nel complesso Treviso negli ultimi 3 mesi, sia per i singoli comparti, e possiamo visualizzare anche invece il complessivo. Qualora si avesse bisogno di un dato per un periodo diverso, un'analisi su un specifico mercato, quella può essere fatta su richiesta, mandando una richiesta all'osservatorio, quindi è importante anche sapere che oltre a questa sintesi che voi vedete esposta, è possibile avere dei report ad hoc molto più approfonditi. Qui vediamo sempre anche come sta cambiando rispetto all'anno precedente, quindi vediamo che il sentiment rispetto all'anno precedente è un aumento e anche la media complessiva dell'anno corrente. Qui mi collego a quello che diceva Stefan prima, quindi la correlazione tra contenuti e flussi turistici. Se noi sovrapponessimo i flussi turistici ai contenuti, si vedrebbe che le curve, l'andamento è molto simile. Una cosa molto importante è anche la correlazione tra i contenuti, quindi le recensioni, i commenti generati e il livello di gradimento e di soddisfazione del turista. Fatto sta che più sono i commenti generati, quindi più è alto il numero dei contenuti, più turistici sono in destinazione, molto spesso il sentiment tende a diminuire perché la destinazione in quel periodo, nel periodo di alta stagione, è soggetta a una maggiore pressione turistica e di conseguenza molti aspetti potrebbero essere visti in maniera un po' meno positiva, mentre viceversa nei periodi di bassa stagione, quindi ci sono meno contenuti, e il sentiment è più elevato, come possiamo vedere ad esempio qua, come il sentiment si alza, come i contenuti si alzano, il sentiment diminuisce e viceversa, quindi c'è proprio questa correlazione. Non so se Stefan voleva aggiungere qualcosa al riguardo. No, questo lo vediamo soprattutto chiaramente nelle destinazioni più affollate. Abbiamo visto ad esempio l'anno scorso sul Garda con il gran numero di pernottamenti, di presenze, quindi di contenuti, si abbassava decisamente la percezione positiva da parte dei turisti. Quindi anche qui un'attenzione non è alla quantità che dobbiamo puntare, ma evidentemente a una qualità di flussi turistici. Esattamente, e anche fare delle distinzioni. Come vedete qui non solo abbiamo i mercati di riferimento, ma anche il sentiment di questi mercati, perché ogni mercato ha delle esigenze diverse. Come potete vedere, vediamo che per Germania e Austria il sentiment è più elevato, mentre per Francia è leggermente inferiore. Quindi anche qui andare a indagare il perché, capire quali sono quegli aspetti che magari possiamo implementare nella nostra offerta per far sì che anche la soddisfazione di questi turisti aumenti. Questo è disponibile ovviamente per tutti i paesi e vediamo, vanno in base alla percentuale dei commenti generati da quel paese di provenienza. Una cosa che non viene fornita dai dati di arrivi e presenze è proprio la tipologia di viaggiatore. Chi sono i viaggiatori? Sono coppie, sono famiglie, amici gruppo, e qui possiamo indagare anche questo aspetto, quindi capire quali sono le tipologie di viaggiatori che visitano la nostra destinazione o le nostre strutture o i ristoranti piuttosto che le attrazioni, e anche in questo caso è possibile avere anche il sentiment, quindi anche qui capire cosa li soddisfa maggiormente e cosa invece magari dobbiamo ancora lavorarci sopra. Esatto. Sottolineo la prevalenza di coppie in questo territorio, 44%. Esattamente, coppie e in minor parte famiglie.
Quindi questo è un dato utile poi anche per capire come orientarsi. La parte più interessante deriva poi dagli argomenti di discussione, quindi cosa effettivamente viene apprezzato maggiormente, di cosa parlano di più i nostri turisti. Più grandi sono i riquadri, più è elevato il numero di contenuti, e più è verde, più è positivo, più va verso il rosso, più è negativo. Qui noi come Regione abbiamo fatto un lavoro di riaggregazione di tutti i termini per personalizzarli rispetto alle diverse destinazioni e rispetto a quelle che sono le esigenze dei diversi territori. Come potete vedere sono ampiamente apprezzati il personale o la struttura nel complessivo. Qui potete a sua volta cliccare per vedere poi nel dettaglio quali sono le singole voci, quindi vediamo che l'accoglienza, il servizio offerto è molto importante. Questo si collega poi anche al patentino dell'ospitalità, quindi tutto il lavoro che si sta facendo proprio per dare un'accoglienza che sia di qualità e che venga riconosciuta, e come vediamo effettivamente viene riconosciuta. Vediamo poi anche altri temi, quelli magari un po' più negativi, che risiedono principalmente a volte, non in tutti i casi, ma ci sono in alcuni casi in cui magari la Camera può non soddisfare. Come vediamo è un 84 complessivo, con alcune voci che sono voci riportate un po' più in piccolo, quindi in alcuni casi si è trovato qualche, diciamo, difficoltà, e questo è utile sia alle strutture stesse ma sia alla Regione per capire dove investire, come migliorare la qualità offerta. Sia per la ricettività abbiamo poi anche per le attrazioni, quindi qui capire cosa visitano i nostri turisti, come visitano, anche se fanno delle visite guidate, vengono apprezzate le visite guidate. E in questo caso vediamo ovviamente l'area di Treviso è molto ampia, vediamo che è tutto pressoché commentato in maniera molto positiva, quindi a parte il parcheggio, a parte il parcheggio sì, quello sì, e vediamo un po' che si ricollega anche alla villa piuttosto che al parco, quindi delle voci che poi possiamo indagare e capire effettivamente quali sono questi luoghi che vengono visitati, però nel complesso sappiamo che l'esperienza del turista nel territorio per quanto riguarda tutti gli attrattori è molto, molto positiva, forse con qualche difficoltà per parcheggiare magari centro storico a Treviso, leggermente. E qui in questa area, come in tutte le precedenti o le successive che vedremo, per qualsiasi dubbio potete analizzare la nota metodologica, quindi qui potete vedere quali sono le pluralità di fonti. Qui ne vengono citate alcune delle principali, ma come dicevamo prima sono oltre 180 fonti da cui vengono raccolti questi dati, e c'è un glossario anche della sezione. Per tutte le sezioni potete anche scaricare il grafico in maniera tale, se c'è necessità, di utilizzarlo per delle analisi dei report senza dover fare lo screenshot e poi ritagliarlo. Passiamo poi, diciamo, a quella che è invece l'area che riguarda gli indicatori previsionali e quindi l'Hospitality Data Intelligence. È appunto questa sezione è disponibile grazie alla collaborazione con Federalberghi Veneto, Faita Nord-Est, la Camera di Commercio di Padova e il Padova Convention and Visitor Bureau, che ci mettono a disposizione appunto i dati di H-Benchmark. In questo caso noi abbiamo sia dei dati consolidati, e questi sono aggiornati giornalmente, quindi ogni giorno vengono aggiornati, sia le previsioni per i prossimi mesi. Vengono raccolte tutte le prenotazioni che vengono effettuate all'interno delle strutture ricettive. Questi dati vengono poi analizzati e restituiti sotto forma di grafico con diversi indicatori, dal tasso di occupazione, quindi qual è il tasso di occupazione attuale, possiamo fare un'analisi anche con gli anni precedenti, quindi vedere già per i prossimi mesi nel ricettivo Città d'Arte, che è il cluster a cui appartiene Treviso. Attualmente abbiamo i cluster suddivisi per Città d'Arte, mare, lago, terme, montagna, e poi i campeggi, quindi turismo open air, lago e mare. Piano piano nel tempo continueremo a implementarli per far sì di avere delle suddivisioni più puntuali. E appunto vediamo che nel cluster Città d'Arte attualmente per
le prossime settimane, quindi per il mese di luglio, abbiamo già un 44% contro il 78% dell'anno scorso, quindi vediamo già più della metà delle prenotazioni dell'anno scorso. Questo è un dato che può aumentare, quindi andrà aumentando, affinandosi man mano. La cosa che si nota è che nelle città d'arte ci sono molti turisti che tendono a fare delle prenotazioni più last minute, piuttosto che magari al lago o al mare, che almeno in precedenza si prendevano molto per tempo. Adesso forse questa tendenza cambierà, come avviene anche in montagna. Quindi c'è anche una differenziazione a seconda dell'area in cui ci troviamo. Noi appunto abbiamo a disposizione il tasso di occupazione e le previsioni per i prossimi... Tasso di occupazione si intende il tasso di occupazione delle camere rispetto al totale della disponibilità. Esattamente. E oltre a questo possiamo vedere i canali, quindi quali sono i canali attraverso i quali i turisti prenotano. Come magari già saprete, nell'area delle città d'arte si tende molto a utilizzare gli OTA, quindi Booking, Expedia, per prenotare. Quindi vediamo qui qual è la media totale rispetto agli altri canali. Dopodiché molto utilizzato è il diretto offline, quindi coloro che o fanno una chiamata o mandano una mail alla struttura. Oltre a questo abbiamo il diretto web, quindi quelle strutture ricettive che hanno un proprio sito web che permette di prenotare direttamente dal sito. Abbiamo poi il sito portale di destinazione, che attualmente non è operativo, ma quando sarà operativo potremo vedere quali saranno le prenotazioni che avverranno attraverso il portale di destinazione. E poi abbiamo altri canali che sono tutti quei tour operator e agenzie di viaggio fisiche, quindi chi magari compra un pacchetto, chi si rivolge direttamente a un'agenzia per prenotare il proprio viaggio. Questo è molto interessante perché ci permette di capire la differenza tra i territori. Mentre nella città d'arte la situazione è questa, se noi andiamo al lago, soprattutto per i campeggi, il 95% sono tutte prenotazioni dirette, quindi cambia molto a seconda dell'area. O anche alle terme, anche lì c'è una percentuale del 70% di prenotazioni dirette, perché in quel caso si hanno dei repeaters, quindi dei turisti che tornano nella stessa struttura o nella stessa destinazione perché ci sono già stati, quindi non hanno magari bisogno di prenotare attraverso altri portali. Ecco, questo forse lo sottolineerei un attimo, nel senso le città d'arte, vuoi per il short break, quindi fine settimana lunghi, tendono a vedere Booking e dintorno protagonisti con mediamente durante l'anno un 33-35%. Nel mare, se andiamo un attimo in questo momento, lo guardavo ieri ai tavoli, nel mare è ricettività o camping? È lo stesso, perché è quasi azzerato il ruolo delle OTA. È vero, sono destinazioni di turismo stanziale, leisure, e quindi c'è, come diceva Chiara, una maggiore abitudine, consuetudine dell'ospite o a tornare nella stessa struttura o ad avere un elemento di fidelizzazione, ma secondo me c'è anche un lavoro che le destinazioni nel tempo e anche le imprese hanno fatto, quindi di andarsi a riprendere rispetto al ruolo delle OTA, di Booking e dintorni, Airbnb, riportare in casa l'elemento di prenotazione. E questo è importante perché le OTA fanno il loro mestiere, a volte possono essere un buon canale di vendita, ma diciamo ricondurre a destinazioni imprese l'organizzazione dell'offerta, questo è uno dei ruoli dell'OGD, è assolutamente centrale. Grazie Stefano. E appunto abbiamo a disposizione anche quelli che sono indicatori economici, quindi abbiamo a disposizione l'ADR, quindi il prezzo medio di vendita di una camera. Anche qui possiamo vedere il consolidato e il previsionale. Il previsionale è sempre un dato che si affinerà e poi successivamente alla data avremo il dato certo, però è molto utile per capire anche l'andamento. Questo è un software che viene messo a disposizione delle strutture ricettive, quindi le strutture ricettive possono acquisirlo e avere tutta questa analisi ancora più nel dettaglio per poter anche programmare attraverso una dashboard che è a sé stante a questa dell'osservatorio, perché anche in questo caso noi restituiamo quella che è una sintesi, ma è possibile fare delle analisi approfondite, come dicevamo prima, ad esempio sulle cancellazioni, quando avviene un evento specifico, cosa è successo nella destinazione, quanto questo evento ha impattato rispetto a quelle che erano le previsioni per i flussi turistici, per il tasso di occupazione.
o anche come sono variati i prezzi a seguito di questo evento o come variano i prezzi in previsione di uno specifico evento. E quindi l'operatore non ragiona più in termini, come dire, di esperienza diretta o di impressioni, ma sull'evidenza dei dati. C'è un evento, forse posso alzare il prezzo perché vedo che mediamente si sta alzando, oppure c'è una situazione di difficoltà, forse la scelta del posizionamento del prezzo può essere in relazione a quello che è il RevPAR, ricavo medio per camera disponibile, che vedo, come dire, per il mio cluster o per la mia destinazione. Esatto, poi abbiamo anche il RevPAR, appunto il ricavo medio per camera disponibile, indipendentemente che sia stata occupata o meno, e il ricavo medio complessivo che tiene conto anche di servizi aggiuntivi come la colazione, la mezza pensione o quant'altro. Questo è uno strumento molto utile, soprattutto perché a breve implementeremo anche i dati di Mastercard. I dati di Mastercard permettono di valutare la spesa del turista non solo per l'alloggio, perché anche, come sappiamo, spesso molti pagano l'alloggio prima di arrivare in destinazione, e a questo c'è il supporto di H-Benchmark, ma per quelle che sono le altre spese che il turista fa durante il suo soggiorno, quindi può essere per visitare attrattori, per lo shopping o per la stessa ristorazione. E quindi questo è uno strumento che integreremo sia all'interno dell'osservatorio, ma sono dati che saranno sovrapponibili con quelli di H-Benchmark tramite un modello che loro hanno già creato e implementato, e allo stesso tempo permette anche di analizzare l'impatto di un evento turistico, quindi quelli che possono essere degli eventi che hanno una certa rilevanza, capire effettivamente quanto poi genera per il territorio, quindi quanto questo evento beneficia il territorio. Assolutamente sì, intanto ringrazierei Chiara perché nomen omen e diciamo sottolineo questo aspetto diciamo economico, perché finora siamo abituati a misurare i dati solo arrivi e presenze. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro, ormai tanti anni fa, 35 anni fa, vuol dire, quello era l'unico dato, aumentavano le presenze, si presumeva che questo aumentasse la redditività del territorio. Oggi purtroppo non è sempre così, perché si usa troppe volte in modo improprio la leva del prezzo, quindi per andare incontro a booking si abbassa il prezzo, si possono aumentare le presenze ma cala la redditività. Quello che a noi interessa come imprese, come destinazioni, l'abbiamo visto con Chiara, è vedere qual è la ricaduta economica. Il RevPAR per un imprenditore ricettivo è fondamentale, ma appunto Mastercard con la spesa turistica ci restituirà, come dire, qual è la ricaduta economica, come dire, e turistica di un evento o di un'iniziativa, o comunque qual è la redditività del territorio. Credo che dobbiamo fermarci qui. Il vostro è comunque nel città d'arte. Ecco, questo è il tipico strumento che più lo usi più funziona, ed è uno strumento che nasce dalle imprese evidentemente, e quindi con Confturismo, Confcommercio, le altre categorie stiamo cercando di diffonderlo. Come sottolineava Chiara, è uno strumento utile prima per le imprese. La ricaduta per destinazioni, per sistema territoriale è una ricaduta indiretta che è qui rappresentata in sintesi, ma l'impresa che lo usa per sé, come dire, può fare benchmark rispetto al proprio contesto. E sì, volevo aggiungere, per creare un cluster devono esserci almeno 5 strutture che forniscono i dati, altrimenti i dati non sono rappresentativi. Anonimizzare il dato, ecco, questo è importante, perché a volte c'è la diffidenza a dare i propri dati a sistemi, invece qui siamo, anche con la statistica tradizionale c'è il segreto statistico assoluto, ma anche qui, come diceva Chiara, c'è assolutamente l'anonimità, come dire, dei dati che si forniscono. Mi fermerei qui. Vi racconteremo in altra occasione, se vorrete, come dire, anche il benchmark con altri territori, altre destinazioni. Quello che deve essere chiaro, il messaggio che volevamo dare è conoscere per programmare. Come abbiamo colto l'invito, ringraziamo Slea e Thyssen proprio a dare questo contributo, perché ci tenevamo appunto a dire passiamo, come dire, a degli strumenti per fare impresa e per fare destinazione. Grazie e alla prossima, buon lavoro. Prendo io. Lascia stare. Allora, intanto grazie a voi. E potrebbe anche essere
un workshop di uno dei prossimi appuntamenti del patentino, perché no, ma fondamentalmente l'invito che io vi faccio è, come avete visto, è un portale che ha diverse informazioni che possono servire ad una platea anche differenziata di operatori. Il consiglio che io vi do, ed è un po' anche quello che insomma, è uscito dalla relazione, è che loro hanno detto più lo usate più è utile. Io vi consiglio di smanettare, no? Come si dice, e più effettivamente centrate, più riuscite ad acquisire quelle informazioni che vi servono. E non oggi, non solo domani, ma con una certa frequenza, e ne vedrete sicuramente il beneficio. Sempre rimanendo all'interno del patentino, uno degli obiettivi di questi percorsi, e siamo sempre riusciti a realizzarlo, è appunto diciamo, a conclusione di solito di questo percorso riusciamo a generare delle idee, a discutere dei progetti, e dall'ultima edizione Asolo, nella parte di Asolo, ma poi insomma, voglio dire, i due territori ormai si stanno in qualche modo integrando come dei vasi comunicanti. Insieme alla strada del vino abbiamo in qualche modo ideato e sviluppato un nuovo progetto, di cui chiederei al presidente Simone Rech di raccontarci che cos'è, come si è sviluppato e come è andata. Grazie, ben ritrovati e saluto nuovamente tutti. Asolo Montello Fest si è concluso domenica scorsa. Nella scorsa settimana c'è stato appunto questo festival enogastronomico, di cui è stata la prima edizione, che è nato appunto dalla collaborazione durante il patentino dell'ospitalità di Asolo. Grazie. Che cos'è? Si tratta di un festival enogastronomico dove l'enogastronomia e il vino su tutti, perché è inutile nasconderci che in questo territorio è il vino l'attrattore principale e il motore principale dell'enogastronomia, fossero la scusa per visitare il territorio da un punto di vista turistico, rivolto sia al turista di prossimità, al cittadino dei nostri territori, sia al turista anche straniero che in quella settimana si è trovato nei nostri luoghi. La strada del vino, per chi non lo conosce, è un itinerario enogastronomico all'interno di un territorio ben preciso. Io lo chiamo territorio che va dal Piave al Brenta, da Nervesa della Battaglia a Borso dei Grappa, perché ripercorre quelle che sono le denominazioni del Consorzio di Tutela Vini dell'Asolo e del Montello. Consorzio di tutela che ha 3 prodotti a denominazione di origine protetta, che sono l'Asolo Prosecco di OCG, il Montello Rosso di OCG e l'Asolo Montello DOC. La strada del vino si occupa di turismo, coordina le aziende dal punto di vista enoturistico, organizza e promuove l'offerta enoturistica. Siamo partiti il giovedì da Nervesa con un convegno introduttivo, non solo introduttivo e di inaugurazione del festival, ma dove ci fosse proprio, siamo andati a ripescare un po' quella che era la storia anche dell'enogastronomia tra Asolo e Montello, con degli spunti molto interessanti, tra cui in particolare anche quello del professor Danilo Gasparini, che grazie alla sua lui è un conoscitore quasi dello scibile umano, ed è riuscito a portarci alla luce alcuni spunti di riflessione, dove abbiamo scoperto che 50-60 anni fa, quando è nata anche tutto quello che è stato il mondo della grande ristorazione trevigiana, alcuni aspetti sui prodotti tipici, sulle tipicità, sul territorio, se anche non erano inquadrate e regolamentate come le conosciamo oggi, ma già le avevano pensate, già le avevano ideate. Poi attraverso questo percorso, dove ci ha portato a fare un focus su quello che è l'olio Evo, qui nel nostro territorio abbiamo una denominazione di origine protetta che è la DOP Olio Veneto del Grappa, quindi da Bassano fino a Vittorio Veneto. La cultura dell'olio e la coltura dell'olio è in espansione nel nostro territorio, con numeri crescenti di aziende,
e come Strada del Vino già da un paio d'anni abbiamo iniziato questo percorso di formazione e di valorizzazione dell'olio. Pensiamo che anche questa sia un'opportunità per i nostri territori. Ricordiamo che i nostri sono territori marginali, vedo anche la Presidente dell'ODG, sono territori dove non ci sono un unico grande centro di attrazione turistica come può essere il Lago di Garda o la città di Venezia, ma dove l'insieme delle attrazioni ne fanno un'unica destinazione. Quindi anche sull'olio noi vorremmo andare ad investire. Abbiamo coinvolto tutto il mondo della ristorazione e in particolare vedo qui anche il presidente dei ristoratori Motello a Tavola, su cui la collaborazione non è limitata a questo festival. Mondo della ristorazione perché la ristorazione è uno dei baluardi, dei primi front office del turismo, dove uno arriva e attraverso i prodotti tipici che trova, che mangia, che assapora, può conoscere il territorio. Abbiamo coinvolto 7 punti di attrazione museali, ne abbiamo individuati 7 in questa prima edizione, ma sono molte di più. Intanto ci siamo concentrati su questi. Uno di questi è stato proprio il Meve, ognuno con una sua specificità e una sua particolarità, quindi siamo partiti dal Meve come memoriale evento della Grande Guerra, la Fondazione Jonathan Collection appunto su questa collezione dei modelli di aerei della Grande Guerra, il Museo Archeologico di Montebelluna, la Tipoteca Italiana di Cornuda, quindi questo grande museo a livello europeo dei tipi di stampa, la Fondazione Canova di Possagno, la Villa Palladiana UNESCO e Patrimonio UNESCO di Maser e il Museo di Asolo. Attraverso questi siti ci siamo inventati la creazione di una card, questa Fest Card, gratuita, senza nessun costo per la strada o per il turista, grazie al quale, scaricandola, si poteva ottenere uno sconto rispetto al biglietto normale di entrata dei musei. Si potevano visitare tutti e 7 anche nella stessa, diciamo nel weekend, e in ognuna di queste c'era un assaggio del territorio. Come? Attraverso dei prodotti tipici, il miele, i formaggi, l'olio, gli insaccati. La domenica poi, domenica 23 ad Asolo, grazie anche alla collaborazione con il Consorzio di tutela dei vini, abbiamo organizzato questa che abbiamo chiamato Wine Experience, quindi all'interno della piazza di Asolo, 16 cantine socie della strada del Consorzio, con una selezione dei propri vini e in particolare 2 masterclass, quindi 2 focus sull'Asolo Prosecco e sulla Recantina che è l'unico vitigno autoctono rosso che abbiamo sul nostro areale. Anche qui, ma ci arriveremo poi ai numeri, molto partecipate, sia la giornata di degustazioni ma soprattutto la masterclass, perché e qui anche un tema che diciamo dell'interesse, perché la masterclass è una cosa molto più settoriale. Abbiamo come soci della strada, oltre alle cantine, alle amministrazioni, alle associazioni di categoria, anche tutto quello che è il mondo della ristorazione e degli albergatori. Abbiamo chiesto ai nostri soci ristoratori, o meglio a quelli poi che hanno aderito, perché ne ha aderito una maggior parte ma non tutti, di proporre per tutta la settimana a partire dal weekend precedente un piatto che li rappresenti, che rappresenti la cucina dell'Asolo Montello, abbinato ad un vino, quindi in modo da poter proporre per quella settimana durante il festival chi visitava questi ristoranti, anche qui quello che noi abbiamo chiamato un assaggio del territorio. Il tour era studiato, diciamo tutto il percorso, affinché si potesse fare chiaramente con degli itinerari a piedi, e riguardavano magari in particolar modo il centro storico di Asolo, con degli itinerari in bicicletta, dove abbiamo messo insieme alcuni punti vicini, ad esempio Maser e Cornuda, o anche fino a Montebelluna era chiaramente visitabile in bicicletta, e poi gli itinerari in auto. Questo chiaramente il nostro territorio è un territorio sicuramente Asolo Montello complesso, è un territorio dove anche diciamo, la viabilità ha la sua complessità, ma su alcuni itinerari, su alcuni punti più ravvicinati siamo riusciti anche a ragionare come mobilità sostenibile. Tutta il piano di comunicazione e la promozione è stata fatta in particolar modo attraverso i social e il sito web, dove abbiamo operato con appunto sul sito web e social con la presentazione di tutte le attività della strada sul sito e con delle campagne targetizzate sia per area, quindi siamo partiti da diciamo
un raggio di 60 km limitrofo e soprattutto per punti di interesse, in questo caso un punto di interesse culturale ed enogastronomico. Questa qui è un attimo un po' una rassegna stampa diciamo, delle principali uscite che abbiamo avuto sulla stampa locale e nazionale, compreso anche il TGR del Veneto. E alcuni numeri, ad esempio, sono state le 1200 visitatori del nostro sito web negli ultimi 30 giorni, quindi nel mese precedente alla realizzazione del festival, le 635.000 visualizzazioni sui nostri social, 6.974 interazioni, 2.471 click. 2.471 vuol dire che di tutte queste migliaia di visualizzazioni e di interazioni abbiamo avuto oltre 2.000 persone, quasi 2.500, che sono andate direttamente sul sito all'interno del programma, oppure su Eventbrite, che è il portale che come Strada utilizziamo per la vendita dei biglietti, per andare ad acquistarlo o almeno ad informarsi. E per noi, diciamo, come prima esperienza è stato un buon risultato, perché poi, come vedremo, siamo riusciti in una settimana, ma in particolare nel weekend, a movimentare 1 migliaio di persone sul territorio. Non sappiamo, chiaramente non sono 1 migliaio di persone che sono venute solo specificatamente per il festival, ma sono anche 1 migliaio di persone che erano già nel territorio, che hanno scoperto dell'esistenza del nostro festival e che hanno voluto parteciparvi ad una o a più esperienze. Abbiamo avuto più di 150 fest card scaricate, quindi non quelle poi pernotate, non andate a buon fine, ma scaricate significa poi di gente che è andata fisicamente nei luoghi a visitarli, perché alcune di queste sono state pernotate ma poi non fisicamente utilizzate. Abbiamo avuto oltre 250 persone poi la domenica d'Asolo per la Wine Experience, questo è solo per la Wine Experience, perché poi ne abbiamo avuto più che vanno a sommarsi alle oltre 60 persone delle 2 masterclass. Abbiamo coinvolto più di 60 imprese e quindi anche qui ritorna, come diceva prima anche il Presidente di Confartigianato, il tema del mondo dell'impresa, un tema di quanto anche il mondo dell'impresa sia importante per fare gruppo, per fare aggregazione e per fare massa critica. Come le abbiamo coinvolte? Attraverso le associazioni di categoria, attraverso gli enti e le istituzioni, i marchi d'area, perché abbiamo chiesto non solo all'ODG come Marca Treviso, ma anche ai 2 marchi d'area, Montello Travel e IPA Terre di Asolo Montegrappa, di sostenerci come patrocinio e come promozione dell'iniziativa. La Banca del Territorio e la Banca delle Terre Venete, le cantine, abbiamo coinvolto il mondo delle piccole produzioni locali, perché oggi sono queste, attraverso appunto il marchio delle PPL, che operano in quei prodotti al di fuori del vino, quindi l'olio, il miele, formaggi insaccati. Musei, ristoranti e non ultimi gli albergatori, perché attraverso appunto c'erano anche degli sconti sui nostri soci che hanno posti letto. Come dicevo in apertura, il festival è stata la scusa attraverso cui, diciamo, la scusa per visitare il territorio, dove utilizzando quello che è il mondo del vino, quindi un attrattore importante sul territorio, per visitarlo tutto, per presentarlo nelle sue eccellenze enogastronomiche ed eccellenze culturali. Le prospettive future sono sicuramente, e adesso una volta che faremo il bilancio, e questi sono i numeri che presentiamo in anteprima, questo autunno ripartiremo con l'organizzazione della seconda edizione, perché per noi è stato soltanto un punto di partenza. Chiaramente alla prima edizione bisogna continuare ad investire su questo format, su queste attività e poi vedremo anche nei prossimi anni quelli che saranno poi i risultati. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente tutto il territorio Torrasole Montello, perché per noi ragioniamo come territorio unico. Il prossimo anno l'idea è quella di coinvolgere un maggior numero di imprese, di cantine, di imprese della ristorazione, di imprese della ricettività, di coinvolgere anche altri siti, altri punti attrattivi, perché vi dicevo ne abbiamo individuati 7, ma ne abbiamo almeno una decina da coinvolgere per il prossimo anno. Chiaramente il prossimo anno troveremo magari anche il marchio d'area sarà in piena operatività e
mi sono dimenticato, ma ringrazio anche il Marchio d'Area del supporto, perché un supporto che abbiamo avuto è anche dal FUNT, dal Fondo Unico del Turismo della Regione Veneto, tramite la Fondazione Marca Treviso. Il cronoprogramma poi già per il prossimo anno sarà appunto, partiremo subito dopo l'estate con la programmazione in modo da essere operativi già per ottobre. Il lancio sarà la prossima primavera e quest'anno siamo dovuti andare per una serie di motivi anche di rinnovi amministrativi ed elettorali verso la fine di giugno, ma comunque il periodo sempre migliore per questo nostro festival è nel mese tra la fine di maggio e i primi di giugno, ecco, sempre quello è il periodo. Voglio nuovamente ringraziare i principali partner coinvolti nel progetto, il Consorzio di tutela vini Asolo Montello, l'ASCOM Confcommercio, delegazione di Asolo e Montebelluna, i due marchi d'area, Terre IPA, Terre di Asolo e Montegrappa e il Montello Travel, il marchio del Montello, la Regione del Veneto, l'ODG, tutti i comuni coinvolti, perché abbiamo cercato di coinvolgere o per i convegni o per la Wine Experience o attraverso i siti museali, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i 17 comuni che la Strada del Vino attraversa e che sono anche comuni soci della Strada del Vino Asolo Montello, la Camera di Commercio, la Coldiretti, le altre associazioni di categoria coinvolte, e gli altri consorzi come il Consorzio dei produttori lattiero-caseari, con cui abbiamo un percorso di valorizzazione anche lì dei formaggi di grappa della Casatella, i ristoratori, l'associazione dei ristoratori Montello a Tavola, gli albergatori e anche tutti i vari sponsor privati. Non si chiude qui, nel senso questo è stato appunto la prima tappa di un percorso. La Codalunga poi dell'Asolo Montello Festival si chiuderà nel mese di luglio, quindi oggi abbiamo parlato degli appuntamenti principali, ma in chiusura avremo questa sera a Maser con Morlacco in Villa, quindi un'esperienza enogastronomica con i formaggi di grappa, in particolare con il Morlacco, di cui speriamo di poter ottenere anche un marchio a denominazione. E in particolare torneremo nuovamente sul Montello la sera del 25 luglio nell'abbazia di Nervesa della Battaglia con l'associazione ristoratori Montello a Tavola per una serata di gala, ma una serata anche enogastronomica dove i vini della Strada del Vino, i ristoratori del Montello porteranno le eccellenze del territorio. Il titolo della serata è Eccellenze in Abbazia. Io vi ringrazio e il percorso della Strada del Vino chiaramente poi prosegue con altre attività. Seguiteci, continuate a seguirci e speriamo di trovarci qui nuovamente il prossimo anno, chiaramente anche con gli altri risultati e con gli obiettivi della seconda edizione. Grazie ancora e buon proseguimento di mattinata. Allora, intanto grazie Simone, e io mi permetto così di fare due considerazioni finali circa questo intervento che è il primo di restituzione di un evento che è stato ideato appunto a seguito del patentino del Montello. E praticamente che cosa mi porto a casa da questo intervento? Intanto che ci sarà una seconda edizione sicuramente, che in questa seconda edizione c'è già del fermento organizzativo, per cui tutti quelli che in qualche modo vogliono partecipare, coinvolgersi, hanno nuove idee, di contattare la Strada del Vino, perché comunque è vero, c'è un anno di tempo per organizzare, ma sapete come funzionano le macchine organizzative, sono impegnative. E la seconda, che c'è stata appunto l'idea era che l'evento di piazza è stato fatto nell'Asolano quest'anno, probabilmente avete visto la slide dove c'erano le due frecce, no? Probabilmente si scambieranno i ruoli, per cui ci saranno una serie di attività diffuse più nel territorio asolano e magari l'evento di piazza in questo marchio d'area. Pertanto anche questo è uno stimolo, no? al marchio d'area Montello, è quello di pensare a dove, perché non è detto che sia obbligatoriamente nello stesso posto sempre, quindi dove e come, e assolutamente penso che la Strada del Vino e noi che supportiamo questo percorso siamo assolutamente a
siamo assolutamente pronti per accogliere ogni richiesta. E sono molto contento di presentarvi il prossimo relatore, che è Bruno Bertero. Abbiamo nominato tantissimo nel corso di questo tempo, nello sviluppo della DMC, una destinazione, che è la destinazione di cui Bruno Bertero è direttore generale. Doveva essere qui con noi, non è potuto, ma di sicuro lo disturberemo tante altre volte. È un tema che ha una parola chiave che è stata un po' la partenza del percorso della DMC Montello, che è appunto community. Penso se ne ricordi bene anche l'assessore Deborah Varaschin, perché fin dall'inizio il tema della community è stato sicuramente molto importante. Il tema comunque della comunità è anche oggetto dei vari scambi durante il PSTV, e una destinazione che in qualche modo, come vi dicevo, per noi è stata, che è tuttora un benchmark, quindi Langhe, Monferrato e Roero. Passo appunto la parola al direttore Bruno Bertero. Per me è un onore raccontare quelle che sono le esperienze della nostra destinazione. Allora, io nella breve traccia che mi è stato dato, avevo una piccolissima presentazione di quella che può essere la nostra destinazione con i nostri prodotti tipici, senza volervi tediare, e poi forse credo sia più importante per voi in questo momento ragionare su quelli che sono sostanzialmente i modelli con i quali si gestiscono le destinazioni. Ora, io qui su questa destinazione sono molto fortunato, perché ho vinto sì un bando, ma ho vinto un bando su una destinazione che è ampiamente organizzata nel mondo enogastronomico e credo sia nota a tutti. La mia destinazione, la destinazione che io rappresento, sono le Langhe, Monferrato, Roero. Sono 3 destinazioni che insistono su 2 province, 219 microcomuni, permettetemi di dirlo perché i comuni qui sono veramente piccolissimi. Il comune più grande, a parte Asti, che è una provincia, ma tutti gli altri comuni sono comuni con pochissimi abitanti, 3.000, 4.000 abitanti. Il comune di Alba ne ha 40.000, quindi non stiamo parlando di grandi territori, ma di un territorio ricchissimo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista di ricchezze vere e proprie, e dal punto di vista degli eventi, ma soprattutto per quanto riguarda i prodotti. Devo dire questo è un territorio anche riconosciuto 10 anni fa come territorio UNESCO, per una caratteristica molto particolare. Qui noi siamo paesaggi vitivinicoli e il riconoscimento e la capacità è dato alla capacità dell'uomo di mantenere inalterato questo territorio nell'arco degli anni, nell'arco dei secoli. Quindi ha effettivamente moltissime potenzialità che nell'arco degli anni sono state ampiamente valorizzate. Valorizzate con inizialmente una cucina tipica, tradizionale, con una filiera cortissima, quello che oggi è, diciamo, il moderno, quello che succede praticamente su tutti i territori, che da una parte ha portato a una cultura legata al mondo della ristorazione elevatissima. Sul nostro territorio noi abbiamo un 3 stelle più stella verde, poi abbiamo 2 stelle Michelin, 12, una stella e una stella verde solo come attività del riconoscimento Michelin di quest'anno. Quindi capite che effettivamente diventa un elemento di grande comunicazione per quelli che sono i valori e soprattutto in funzione di quello che è il prodotto enogastronomico. Ma non è solo questo che ci contraddistingue, perché è un territorio ricco, ad esempio, di enoteche. Noi abbiamo l'enoteca dell'Albugnano, il Barbaresco, Barolo, Roero, quindi tutti vini assolutamente noti e che hanno contribuito nell'arco degli anni a creare la notorietà della destinazione, insieme a tutta un'altra serie di prodotti che sono naturalmente quelli DOP legati al tema dei formaggi, piuttosto che al tema IGP per la nocciola d'Alba, che diventa la nocciola piemontese, che diventa poi il tema principale della nostra industria più conosciuta, più rappresentativa, che è la Ferrero.
Quindi vi rendete conto che dal punto di vista di gestione di questo territorio il tema preponderante enogastronomico è stato il tema con il quale si è posizionato fin dai primi anni. Io lavoravo grosso modo nel periodo olimpico nel 2006 in provincia di Torino, a Turismo Torino, per lavorare sull'organizzazione dei Giochi Olimpici. Questo territorio sviluppava già flussi di turismo elevatissime, soprattutto sui mercati in lingua tedesca, quindi Svizzera, Germania, Austria, che avevano già sopra questo territorio una permanenza media di 7-8 notti, quindi stiamo parlando di 25-30 anni fa, nei quali gli stessi turisti, gli stessi visitatori avevano creato delle modalità di fruizione. Non dico che il turismo enogastronomico sia nato qui, assolutamente, ma per il Piemonte questo è stato sicuramente una fucina molto importante. Ed è proprio qui che noi oggi stiamo facendo un osservatorio per capire quanto questo turismo enogastronomico impatti, e impatti soprattutto dal punto di vista degli eventi, perché anche questo, credo che l'intervento prima di me, che avrei voluto ascoltare con piacere, racconti proprio quello di una storia, di un evento. Ecco, uno dei temi sui quali io sto lavorando, sono in questa destinazione solo da 18 mesi, è quello di lavorare sui temi della misurazione, cioè immaginare quali possano essere gli impatti reali che gli eventi possono avere sul nostro territorio. Noi abbiamo diversi eventi classici, quelli del settembre astigiano, con il Palio, la Duia d'Or, quindi molto legato al tema della ristorazione, soprattutto ristorazione di qualità, ma di piazza, quindi anche un po' antesignano da tutto quello che è il tema del food e dei food truck che trovate oggi come elemento innovativo. Poi però abbiamo una fiera della Nacciola, ma abbiamo soprattutto una fiera del tartufo, ed è su questa fiera del tartufo che noi abbiamo proprio impostato la nostra attenzione nell'arco dell'ultima edizione, perché siamo andati con molta curiosità a valutare quello che è l'impatto economico diretto e indiretto che questa ha sopra il territorio. E lo si dice, no? Molte volte è una questione empirica, cioè quanto impatterà, quanto lascerà sopra il territorio questo evento. Ecco, noi questo l'abbiamo fatto con un'azienda, l'abbiamo fatto con l'Osservatorio del Turismo della Regione Piemonte, ma soprattutto l'abbiamo fatto con un'azienda che ha nelle sue corde questa attività di misurazione degli eventi e dei risultati. E i risultati sono risultati decisamente importanti, perché da una parte ci permettono di capire il comportamento del nostro turista in tema di enogastronomia, ovvero sia quelli che sono sostanzialmente i bisogni che hanno, ma soprattutto poi i livelli di spesa. Ecco che quando andiamo ad analizzare i livelli di spesa ci rendiamo perfettamente conto che, pur nel cambiamento del comportamento del nostro turista, oggi qualsiasi modalità di turismo ha come trasversale il turismo enogastronomico. Se voi prendete il mondo dell'outdoor, chi va in bicicletta, chi va a camminare, in pausa pranzo farà delle attività che sono quelle assolutamente legate alla fruizione del territorio in una maniera più soft, più sostenibile. Ma poi, nel momento in cui entra sul territorio, il concetto dell'enogastronomia diventa un concetto fondamentale, cioè è ormai normale, siamo tutti diventati degli attenti valutatori, scopritori di quelli che sono i prodotti tipici, che siano il vino, che siano il food, territoriali. Ecco che allora fare una valutazione del comportamento dei nostri turisti, che sono fatti da molti flottanti, quindi diciamo che per la nostra fiera internazionale del tartufo circa il 50% sono dei visitatori giornalieri, ma il restante 50%, andarlo a analizzare come comportamento, ci dà degli elementi assolutamente interessanti. Intanto ci dice, ad esempio, come si comportano gli stranieri rispetto agli italiani, e questo è un dato assolutamente interessante, perché hanno un tempo di permanenza superiore, spendendo di più per il tema della ricettività e spendendo di meno per il tema dell'enogastronomia. Ma poi ci dice che gli italiani, nel momento in cui arrivano sul nostro territorio, spendono decisamente più per l'enogastronomia, perché vanno a cercare quella qualità che riconoscono e sanno essere presenti su questo territorio. Ma poi ci dice altre cose, quelle che sono soprattutto le spese
che nell'arco di una loro vacanza fanno legato a quelli che sono gli acquisti, quindi magari non comprano immediatamente il loro prodotto qui sul territorio, ma lo comprano nel momento in cui ritornano a casa con un sistema che è un sistema di acquisto online. Ecco, questi modelli credo possano essere adottati per tutti i territori, lavorando naturalmente su quelli che sono i dati a disposizione, ci aiutano anche a capire che gli investimenti, e questo è molto interessante per il pubblico, ho visto che erano presenti in apertura degli amministratori locali, gli investimenti che vengono fatti in iniziative che sviluppano flussi turistici e ricadute così importanti sul territorio diventano investimenti di strategia. Perché? Perché non è solo l'attività che noi riportiamo legato alla spesa diretta del turista sopra il nostro territorio, ma è quanto l'indotto viene generato per quanto riguarda tutte le attività ancillari di servizio e di occupazione sul nostro territorio. Pensate che attraverso quello che è il mondo enogastronomico, la provincia di Cuneo è a una disoccupazione quasi pari a zero, con tutta un'altra serie di problemi che derivano da una serie di concentrazioni di richieste di servizi su settori che sono assolutamente scoperti, come quelli della ristorazione, che è un problema un po' su tutta Italia, ma qui particolarmente sentito, ma che fa capire sostanzialmente come un investimento fatto dal pubblico abbia una capacità di generare sopra il territorio degli elementi che siano degli elementi sociali di welfare vero e proprio. Questa ricerca ci ha detto ancora una cosa, io spero di essere nel tema e se non fosse così chiedo al moderatore di intervenire e riportarmi sugli argomenti che possono essere più interessanti, ma volevo ancora toccare questo argomento. Nella valutazione di questa ricerca abbiamo capito come l'investimento del pubblico dal punto diretto dell'organizzazione sia anche un effetto moltiplicatore per l'investimento del privato. Tradotto, sul budget di circa 800.000 euro della fiera che noi abbiamo analizzato, sono 250.000 euro i costi di organizzazione sostenuti dal pubblico, ma il resto sono gli investimenti del privato. Allora di nuovo, nel momento in cui mi si chiede di parlare di quelli che sono i sistemi virtuosi e mi avvio verso la seconda parte di quello che è il modello che io reputo oggi più interessante per le destinazioni, non esiste più una promozione turistica, una gestione turistica esclusivamente del soggetto pubblico o esclusivamente del soggetto privato. Sono due acronimi che voi sentirete ripetere quasi allo sfinimento. Magari state ragionando sui temi o siete nel tema di una DMO piuttosto che una DMC. DMO misto pubblico-privato, una Destination Management Organization, una DMC con una prevalenza privata, dove sono i privati che mantengono questo tipo di attività. Il modello che rappresentiamo noi come Langhe Monferrato Roero è una DMO classica, nella quale sostanzialmente raccogliamo più di 170 soci, tra pubblici e privati, ma i soci largamente rappresentativi, ovvero sia i consorzi e i soggetti territorialmente rilevanti, come possono essere i GAL, come possono essere le fondazioni, che hanno sempre avuto una capacità e una visione organizzativa loro propria. Questo è un territorio molto riconosciuto per questo tipo di capacità di investimento di risorse, ma che oggi attraverso un soggetto come l'ente Langhe Monferrato Roero, come l'ATL, questo acronimo è Agenzie Turistiche Locali, trovano un sistema differente. Perché questo? Io sono arrivato, come vi ho detto, poco tempo fa, 18 mesi fa, 20 mesi fa, e anziché creare un piano strategico e calarlo, che sarebbe stato per me una cosa semplicissima, io ho preferito lavorare in maniera differente, partendo da una progettazione dal basso, partendo da una progettazione partecipata che ha visto in una prima giornata 120 stakeholder identificare le linee strategiche della destinazione, per poi portare quei risultati, quelle linee strategiche ancora sopra il territorio con altri 10 tavoli di lavoro faticosissimi con circa 50-70 operatori per tavolo, mandando a una consultazione, trasformando le linee strategiche in linee operative. Questo è uno dei vantaggi grandissimi con i quali oggi io mi trovo a lavorare e mi raffronto con i miei operatori. Uno, perché abbiamo una relazione. Due, perché abbiamo dei punti di vista che sono i punti di vista, ovvero sia gli obiettivi che congiuntamente ci siamo voluti dare. E il terzo elemento, che è quello più importante, è che questo passaggio ha creato una rete.
Io sono arrivato qui, ma lo dico con una semplicità e una tranquillità tale, per la quale i consorzi, i soggetti si conoscevano, ma non si conoscevano fra le persone. Oggi, ed è un po' il titolo del mio intervento, sviluppare turisticamente le destinazioni vuol dire ricostruire le destinazioni, vuol dire ricostruire le relazioni. E guardate che questo io lo dico soprattutto in un territorio come il mio, ma ieri era un convegno, quello che vi accennavo prima, della Spagna, e con me parlava il direttore marketing di Visit Valencia, e quando io ho fatto questo discorso lui l'ha affrontato in una maniera totale. Se oggi noi non portiamo al centro delle nostre strategie turistiche le comunità, e quelle comunità non tengono conto delle variazioni culturali che nell'arco di questi anni le stesse comunità hanno subito è proprio la parola che volevo usare, cioè nel senso che per una necessità è successo quello che sta succedendo. Noi molto probabilmente di qui ai prossimi 10 anni non avremo più quella fase esperienziale, quella capacità esperienziale, culturale delle nostre destinazioni di preservare la nostra identità. E guardate che le nostre identità oggi sono alla base della ricerca dei nostri turisti. I nostri turisti entrano nei nostri territori, faccio sempre questa battuta, una volta entravano negli uffici di informazione e accoglienza turistica e cercavano il menù turistico, cercavano i ristoranti turistici. Oggi la prima cosa che ti dicono è: dimmi il ristorante dove vai a mangiare tu, non quello dove devono andare i turisti. Ed è quello il punto, perché dove vado a mangiare io e dove vogliono andare a mangiare loro è il modo di entrare in contatto con una cultura che passa attraverso il piatto, ma con una relazione che passa attraverso le persone. Io credo che se 10 anni fa il mio mestiere, il mestiere di Stefan, che credo sia lì in sala, credo sia presente, quindi saluto, fosse quello del destination manager, oggi il nostro mestiere è quello del community builder, cioè il nuovo costruttore delle comunità. È lì che noi potremo preservare, garantire, tentare di coordinare, questa parola tentare va sottolineata, provare a creare le reazioni per coordinare i territori e per permettere ai territori di sopravvivere al turismo, come in alcuni casi succede, vedete che cosa sta succedendo in Spagna, Barcellona, tutte queste robe qui che noi vediamo, e mantenere un'identità culturale in grado di essere un livello di accoglienza, di eccellenza per le nostre destinazioni. Grazie. Grazie Bruno, non so se hai sentito gli applausi. Tu mi senti? Sì, ti sento molto male, quindi ti chiedo proprio di parlare più vicino possibile perché sento lontanissimo. Così mi senti ecco, così è benissimo. Perfetto, allora tolgo così. Allora no, dicevo che non so se hai sentito gli applausi che sono arrivati. Allora diciamo lato mio non aggiungo niente perché anzi sono molto felice che tu abbia trattato questi argomenti con i contenuti di cui mi trovo perfettamente d'accordo, non commento perché sennò ripeto. Non so se qualcuno vuole fare ulteriori considerazioni o se, visto che ti abbiamo comunque qui, c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Io devo dire che il tema degli eventi ovviamente mi sta a cuore in maniera ovviamente insomma, anche per le attività che noi portiamo avanti, e poi assolutamente condivisibile tutte le considerazioni relative alla DMO, a come costruire e sviluppare appunto la comunità, che è fondamentale ed è sempre di più necessaria, soprattutto oggi in un periodo di estremo cambiamento. Non so se ci sono delle domande dal pubblico. Ecco qua, vedo che c'è una domanda in fondo. Volevo dire, lui ha affrontato. Aspetta che adesso arriva, poi... Ma se no rimbalzala tu, che forse così evitiamo senza problema. Il territorio a cui accennava lui l'ho visto su internet e è interessante. Mi pare che lui abbia affrontato il problema dal punto di vista enogastronomico e qua sicuramente non c'è nulla da dire. Dal punto di vista fisico, non so se conosci il Montello come territorio che stiamo parlando.
il signor Bruno, intendo, la domanda è rivolta a lui. È un territorio che è storico, è importante, però non è stato valorizzato dal punto di vista fisico, ossia accompagnato dal punto di vista, diciamo, internet, eccetera, luoghi, siti, però dal punto di vista fisico è scombinato, nel senso che un turista che arriva qua nel Montello, innanzitutto nel Montello non prende dappertutto il telefono, quindi se hai anche internet non funziona, e quindi deve avere una mappa mentale per andare, trovare, eccetera, eccetera. Allora, io vengo dalla storia, perché il primo libricino del Montello è stato presentato circa 40 anni fa e da allora si è perso nel nulla il Montello, e sarebbe ora che si riprendesse il suo valore. E questo sia un momento, penso che anche tutte le associazioni che fanno parte, prima c'era l'associazione di categoria Montello, coltivatori eccetera, come tante altre, dovrebbero non soltanto parlare ma incidere nel territorio. Mancano addirittura delle locandine, non so se vai in Trentino, ci sono come si dice, davanti al comune in cui ci sono i bottoncini, in cui ci sono gli alberghi, i B&B liberi, eccetera, eccetera. Qua non c'è nulla. Io vengo dal comune di Giavra del Montello, che è un comune mediano, in cui gente che arriva da qua vicino anche mi chiede: ma sul Montello ci sono queste robe qua? Io non le ho mai viste. Io a volte accompagno gente in bicicletta perché mi piace. E tanto per dire, i bunker del Montello, prima parlavate anche dell'osservatorio del Re, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime cose, l'aeroporto Jonathan, c'è gente che qua vicino abita e non sa che c'è. Allora, la domanda è questa: dovrebbe sia anche le strutture, come si dice, regionali, provinciali, incidere dal punto di vista fisico, cioè delle locandine, delle bacheche, bravo, parola giusta, segnaletiche, qualcosa che manca. Cioè, uno arriva al comune di Giavera, c'è il comune, c'è anche la chiesa. Allora, solo per arrivare, quindi la domanda è... Sì. Ma la domanda a Bruno Bertero o è una considerazione, una domanda generale? Generale anche a Bruno Bertero, cosa hanno fatto di fisico nel territorio per incentivare, diciamo, il turismo, quello semplice, quello che va a piedi, in bicicletta, che va a fare le passeggiate, perché quello enogastronomico è più facile, intendo io, perché trovi nel luogo, se ti va bene il posto. Okay. Quindi diciamo cosa di fisico potrebbe essere utile per incentivare l'informazione e l'orientamento dei turisti. Scusa, ma non per me, perché dicono, adesso c'è un'altra domanda, non per me che vi conosco, ma se ci potete dire nome e cognome e che cosa, diciamo, di che cosa io mi chiamo Silvano Calima, accompagno gente in bicicletta a un'azienda agricola e faccio il contadino in realtà. Perfetto. Abbiamo aperto un piccolo spazio. Adesso passiamo anche la parola al collega. Quindi diciamo un accompagnamento. Grazie, allora Longo Gigino, responsabile ASCOM Conegliano Valdobbiadene. Posso provare a rispondere? Ho intuito. Intanto grazie perché... Aspetta perché c'era un'altra domanda, magari le raccogliamo. Visto che sono la domanda è molto semplice: in tutto questo progetto, percorso che fanno loro, come si inseriscono le attività commerciali, i negozi fisici? Semplicemente questo. Ecco, e quindi questa qui è una seconda domanda che arriva da un rappresentante di Ascom Commercio, è come i negozi si inseriscono come vengono coinvolti, come si inseriscono nella vostra operatività e anche nei vari progetti. Ok. Aspetta, ce n'è una terza, così poi magari tranquillo. Facciamo girare la persona col microfono. Prego. Grazie per l'intervento, ho chiesto e mi pare che ci sarà la registrazione di tutto quello che è stato fatto. Credo che a molti amministratori sia utile mandare soprattutto questo intervento, perché il tema della misurabilità secondo me è fondamentale se vogliamo parlare di turismo e capire anche come investire le risorse, perché se non sappiamo quanto abbiamo investito e che
ritorno avuto in termini economici, rischiamo di disperdere sempre risorse. Dopo, tante volte parli con gli amministratori, ti dicono investono a pioggia in sagre, eventi, che sono importanti per lo spirito della collettività, ma queste non è un prodotto turistico, muovono le persone da un paese all'altro che vanno alla sagra paesana e loro la identificano come un prodotto turistico. Un prodotto turistico è ben altro, quello che ha detto prima Simone Rec, quindi dobbiamo anche far capire i livelli agli amministratori, quello che è l'evento che serve per la comunità, per il popolo, e quello che serve invece per far lavorare un'economia. Dopo loro partono da un territorio che è un faro perché hanno l'Università di Pollenzo, hanno l'Osteria dell'Unione dove è partita Slow Food a Treviso, quindi possiamo solo guardare e imparare da loro. Grazie. Infatti era questo anche l'obiettivo. Grazie a te e questa era, diciamo, una ulteriore sottolineatura rispetto al tema della misurabilità che hai introdotto tu. Allora, parto da quest'ultima. Mi sentite in sala? Perfettamente. Ok, perfetto. Allora, parto da quest'ultima perché quello della misurabilità per me è un pallino che inseguo da un sacco di tempo. In Friuli Venezia Giulia avevo avuto l'opportunità di lavorare con Guido Guerzoni e quindi avevamo iniziato a lavorare tutto su un tema di misurabilità e lo facevamo proprio in funzione della regione, perché poi la regione andava sulle linee di finanziamento sugli eventi che secondo determinati modelli sviluppavano maggiormente o turisticamente o impatti diretti e indiretti. Quello che voglio dire della misurabilità è che molti dati li abbiamo, tantissimi li abbiamo. Il problema è che manca sempre un cruscotto di aggregazione di questi dati e sembrano sempre che siano il terzo segreto di Fatima perché ottenere questi dati sia una cosa così folle. Io è una di quelle cose sulle quali mi sto battendo. Proprio oggi pomeriggio avrò una riunione in call con l'Osservatorio del Piemonte perché se il dato mi aiuta a programmare meglio lo devo utilizzare, lo devo fare. E lo dico soprattutto agli amministratori, agli operatori. Sapere come si comportano i vostri mercati vuol dire anche scegliere di investire le risorse che sono sempre più ridotte sui canali di comunicazione verso quei mercati, verso quei segmenti anagrafici o comportamentali che vi interessano di più. Questo fa il paio con la domanda legata ai negozi, come coinvolgiamo i negozi. E sembra sempre che siano due passaggi distinti, no? Che da una parte la destinazione ragiona, poi ci sono i negozianti che fanno delle cose. Ecco, qui la capacità della Fiera del Tartufo, che è organizzatore di due eventi principali su Alba, è stata elevatissima nel coinvolgimento dei negozianti. Al di là delle cose più semplici, le locandine, le adesioni, le attività, ma c'è proprio un ruolo di attenzione nei confronti del fatto che la fiera mantenga, nonostante sia strettissima nel posto dove è organizzato, quella posizione centrale, perché l'accesso di tutte le iniziative poi passi attraverso i negozi e tutta una serie di servizi sono i negozianti stessi che li vendono, li mettono a disposizione dei loro clienti su modelli che sono carnet di sconto, una cosa molto banale ma molto funzionale, di modo che ci sia questa duplice relazione. Anche qui però devo dire una cosa, uno dei passaggi che è quello che ha avuto forse il maggior successo è che dentro il modello organizzativo della fiera, quindi dell'evento principale, l'associazione commercianti giochi una parte strategica. E allora lì sì si riescono a vedere degli elementi che sono degli elementi di visione comune. E quando parlo dell'associazione commercianti parlo di un'associazione che ha degli interessi differenti, perché da una parte c'è i giostrai che sottraggono i parcheggi per i nostri ospiti, da una parte c'è gli ambulanti che mettono sul plateatico davanti alle vetrine dei negozianti la loro attività e poi ci sono i negozianti che hanno i loro costi fissi e la loro gestione e hanno il diritto di attingere a quel benessere che viene generato dai nostri operatori. Quindi è una forma di relazione, quindi qui veramente il community builder costruisce le relazioni perché tutti possano rapportare nell'ambito del proprio interesse quelli che sono gli obiettivi che si propongono. La prima domanda invece è una domanda che forse non sono neanche il più titolato a rispondere perché io conosco Stefano da tanto tempo e quando si gestivano i punti di informazione e accoglienza turistica, lo dico in una regione dove il tema dei punti di informazione e accoglienza turistica, Stefano, è stato cancellato in una notte tutto il procedimento, cioè dall'oggi al domani, a un certo punto quella regione lì ha perso tutto questo tema, non proprio ma quasi, dai, adesso la metto un po' così sul tragico e poi sono stati ricostruiti tutti, ma perché questo? E immagino che a fare questa domanda possa essere una guida turistica o comunque uno che lavora nell'ambito dei servizi.
Oggi i punti di informazione e accoglienza turistica, perlomeno quelli che gestisco io, ma era così in Friuli Venezia Giulia ed è qui esattamente in questo territorio, in Friuli Venezia Giulia ne avevo 46 diretti, quindi più di 90 persone a livello regionale, dipendenti regionali a gestire il servizio di informazione e accoglienza turistica. Ma oggi sono il punto di atterraggio di qualsiasi turista che, anche se digitalmente si è preparato attraverso le canoniche 5 sessioni di ricerca, 4 siti per sessione, con tutte le informazioni immaginabili possibili, che arriva qui e a volte ne sa più delle persone che stanno nei punti di informazione e accoglienza turistica, lì comunque ci va, perché è il punto di relazione con il territorio, con le persone, ed è la conferma dell'idea di viaggio che si è costruita, che deve essere confermata dal personale che sta all'interno. Oggi il sistema digitale è avanzatissimo, forse fin troppo rispetto a quelle che sono le esigenze dei nostri turisti. E nei comportamenti futuri, se parleremo di una Z Generation, è vero, molto probabilmente non arriverà più ai punti di informazione e accoglienza turistica, ma guardate che il tema della relazione sta tornando fortemente. Non so se ho centrato la risposta del signore, perché poi ho capito che il signore andava forse più su un tema locale e quindi mi scuso, però questo mi dà l'opportunità di dire che all'interno di una DMO o di una DNC il punto di contatto, il touch point con i miei turisti, con i nostri turisti, è quello che ci indirizza soprattutto sulla costruzione del prodotto. È stato detto, credo nell'ultimo intervento, quel prodotto turistico che tutti hanno dimenticato, perché si faceva una bellissima promozione delle destinazioni e si era finito tutto quanto. Oggi più che mai costruire il prodotto fatto di servizi, di relazioni e di attività e possibilità di contatto con il cliente è, come dire, il nuovo modello di turismo esperienziale delle nostre destinazioni. Bene, grazie, e appunto io mi leggo anche a questo proprio per ricordare che l'anno scorso, insieme agli altrettanti patentini che avevamo rilasciato a chi aveva frequentato questo percorso, avevamo anche attivato degli infopoint nel territorio che dipendevano direttamente anche dagli IAT territoriali e su cui vi sono attività commerciali e che in qualche modo fungono da quel touch point che raccontavi tu, anche più diffuso. Io penso che le risposte siano assolutamente puntuali. Non so se ci sono altre domande, ma io direi anche di fare così. Diciamo che con Bruno Bertero diamo un arrivederci in maniera tale, visto che questa volta non è potuto venire a visitare bene, anche se lo conosci sicuramente bene tutta quest'area, che non è potuto venire in questo territorio, magari ti disturberemo ancora per magari in altre occasioni, visto che comunque è stato un intervento che io reputo assolutamente puntuale, interessante, ed era appunto quello che personalmente era nella direzione che ci aspettavamo in qualche modo. Ecco, intanto noi ti ringraziamo ancora. Grazie a voi. Ti auguriamo una pronta guarigione e ci vediamo anche ad Alba. Grazie, a presto, buon lavoro a tutti. Grazie. Bene, molto bene, sicuramente un intervento molto interessante. Il tema dell'enogastronomia è stato un po' il tema di questo percorso del patentino e appunto abbiamo sentito della varietà e non può quindi mancare l'intervento appunto di Confartigianato proprio per quanto riguarda il comparto alimentare. Io chiederei al signor Martignago di raggiungermi e anche Francesco Ornella, che così poi abbiamo modo di affrontare questo tema. Farei anche un applauso di incoraggiamento. Molto bene. Vi do entrambi, ecco qua, vi do a entrambi sedetevi dove volete. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo scelto di intervenire assieme perché credo sia molto più interessante vedere le slide del nostro maestro artigiano Francesco Ornella piuttosto che conoscere i dati un po' del comparto, no? che
che correvamo il rischio di mettere una slide un po' noiosa. Comunque due numeri li diamo. In provincia di Treviso abbiamo circa 6.000 imprese del comparto agroalimentare, di cui circa il 22-23% sono artigiane. Di queste la metà fanno parte della grande famiglia di Confartigianato, quindi circa 500 imprese, la metà delle artigiane, quindi un 10% del totale delle aziende. I settori caratterizzanti ovviamente sono la pasticceria, la pasta fresca e anche, diciamo, quelle sottocategorie non per importanza ma per numerosità, che sono i pastai, che sono i molitori, che sono le lavorazioni a carne, il settore lattiero caseario e anche le birre artigianali, che sono poche perché mi sembra contiamo circa 15 aziende a livello provinciale, però ne abbiamo che sono veramente delle eccellenze. Il comparto come Confartigianato è un comparto trainante, perché è un comparto che funziona bene, specialmente dopo il Covid è stato uno di quei settori che hanno risposto maggiormente e più positivamente a questo clima di incertezza che si è creato. Ha risposto positivamente proprio perché abbiamo degli artigiani che sanno proporre delle cose di qualità, che sanno mettere in campo la loro artigianalità, la loro creatività e il loro saper guardare al futuro. Sì, infatti mi aggancio. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Francesco Ornella e io gestisco una pasticceria da quasi 35 anni ai piedi del Montello a Volpago. Siamo meta tra l'altro di cicloturismo, perché c'è proprio le bici che scendono da Cortina e passano da noi e vanno fino a Treviso. Mi allaccio a quello che ha detto Fabio prima. Il Covid sì, è stato per noi impattante, molti di noi ci hanno fatto chiudere, insomma, per logica, ecco. Siamo rimasti chiusi a lungo, però è stato anche un momento dove abbiamo potuto aprire la mente e creare anche qualcosa di diverso, cioè un po' ci siamo adeguati e abbiamo cercato di muoversi in maniera diversa anche nel commercio, soprattutto nell'artigianato. Non nascondo che alcuni progetti che magari vedete qui in qualche slide, adesso non sono molto bravo a usare questi aggeggi ecco, che cambiano, ecco, sono nati proprio da quei momenti in cui la mente era libera e si poteva creare qualcosa di diverso, ecco, aprirsi a quello che è il mondo dell'artigianato, anche con l'utilizzo di tecnologie diverse, ad esempio il laser o il taglio d'acqua, eccetera, eccetera, come hanno fatto molti colleghi, insomma, ecco. Io sono qui comunque per portare una testimonianza, diciamo, ecco, di come un prodotto può raccontare una storia. Anche perché abbiamo visto con le iniziative che facciamo come sistema Confartigianato, dal gusto di marca alle feste del cioccolato, che ormai hanno raggiunto 20-25 edizioni e da un paio d'anni hanno anche intrapreso un percorso itinerante tra le piazze, diciamo, più importanti della provincia, come oltre al visitatore, diciamo, locale, molti visitatori stranieri che sempre più affollano le nostre città chiedono questi prodotti, vanno alla ricerca di un qualcosa di caratterizzante e di portarsi a casa un qualcosa che identifichi, oltre al maestro artigiano, diciamo, anche il territorio. Allora, per quello che mi riguarda, per quello che ho vissuto in questi anni, insomma, di esercizio della mia bottega, ecco, mi ritengo molto fortunato ad averla aperta in questo territorio. Secondo me noi siamo ricchi, veramente, un territorio ricco di opportunità. Ricordiamoci che siamo molto vicini a Venezia e la Venezia per noi è sempre stato una città trainante per tutto il Veneto. Si pensi ad esempio a quelle che erano le spezie nel 1600 che hanno dato vita, io parlo del mio comparto, quindi pasticcini tipo, non so, il zaetto, il pevarino, che ancora oggi, tuttora, sono prodotti, sono consumati, un po' anche prodotti in tutto il Veneto, ecco, non solamente a Venezia. E si tratta solo di valorizzare questa ricchezza che abbiamo, ecco, magari vestendola di un abito nuovo.
Da anni io collaboro con alcuni hotel del veneziano e hanno sposato alcuni progetti nostri. Pensate che noi nel 2017 abbiamo fatto un progetto legato a Canova, che è un gusto praticamente, che si chiama Canova Velvet. E praticamente questo gusto fa assaporare l'opera canoviana da un'altra prospettiva, cioè non solo da quella visiva, ma anche dal gusto e al profumo, ecco. Loro hanno sposato questo progetto a Venezia, adesso non faccio il nome logicamente dell'hotel, e vicino a questo nostro cofanetto, in camera dell'ospite, veniva messo anche un progetto per visitare le terre del Canova, dove veniva messo a disposizione dell'ospite addirittura un'auto che potesse portare ad un museo o a Venezia, in questo caso un taxi, o con l'auto qui a Possagno, ecco, a visitare la gipsoteca. Pensate che impatto sarebbe per il nostro territorio, non so, fare una pubblicità in alcune strutture di qualità, no? Ma anche può essere non un hotel, ma qualsiasi altra struttura, diciamo una fiera, eccetera, eccetera, dove mettere un piccolo pasticcino, un gioiellino in una scatolina che possa veicolare un messaggio di questo tipo. Ecco. Noi da anni ci è proprio richiesta questa cosa da parte di alcune aziende, di creare dei prodotti che veicolano un messaggio pubblicitario. Prima che facevamo due chiacchiere sottolineavamo anche l'importanza che oltre all'innovazione ci vuole anche lo spirito di saper fare squadra, no? Perché molte volte ci si va ad approvvigionare lontano dal territorio, mentre ci sono delle realtà che sono fiore dell'occhiello e che magari non conosciamo bene. Esatto, siamo un po' slegati, no? Facevo un esempio prima, che senso ha fare una crostata di fragole con le fragole che arrivano dal Trentino, per carità buonissime, le ho sempre usate, quando io magari a Camalò, che non dico prendo la bici ma prendo la macchina e vado dal contadino, mi prendo le fragole, ho innanzitutto un prodotto che ha delle caratteristiche diverse, no? Che rappresentano proprio la nostra fragola. Ricordo che quando ero bambino mio papà faceva il fornaio e io sono di Montebelluna, ho un negozio a Volpago, ma sono nativo di Montebelluna, e veniva fatta una fiera che era la fiera del fragolone, non so, qualcuno di noi la ricorderà, ecco, dove venivano coinvolti sia gli agricoltori, ecco, ma anche i panifici, le pasticcerie, venivano fatti questi dolci e venivano venduti. Ecco, deve essere un legame di questo tipo, no? Che ci porta a unirci e fare qualcosa di speciale. Io vedo sulle manifestazioni che facciamo in piazza dove incontri, come dicevamo prima, vari tipi di consumatori, no? Quindi dal consumatore di piazza al visitatore e al turista straniero che sempre più sta prendendo piede nelle nostre città, vogliono proprio essere istruiti, vanno a ricostruire la filiera del prodotto, vogliono essere informati. Ormai l'acquisto di pregio deve essere un acquisto tracciato, quindi il cliente abbina, diciamo, all'emozionalità di un acquisto bello da vedere anche ad una tracciabilità sia del prodotto che della filiera, quindi il saper fare squadra, il saper mettere in campo tutto quello che il territorio ci offre, credo è un sia... po' quello che facciamo tutti, ad esempio quando andiamo in qualche hotel, in qualche località, ecco, che magari ci prendiamo la saponetta o la bottiglietta di shampoo, no? Questo gli hotel sappiate che lo fanno apposta perché generano un ricordo in te. Cioè, per loro non è una perdita, per loro è darti un gadget che tu te lo porti a casa e quando vai in bagno dici porca miseria che ben che sono stato, no? Oppure che male che sono stato, ma in quel caso lo getti subito, lo utilizzi e lo getti, ecco. Questo è molto importante secondo me, dovremmo far tesoro di queste cose che poi sono nate in epoche, tanti anni fa, insomma, non facciamo altro che rivalutare queste... rivalutare queste tradizioni anche, esatto. no? che possono essere sempre attuali.
Diciamo quindi che come comparto artigiano sicuramente per quello che possiamo sperimentare noi, e diciamo che rappresentando il 50% delle imprese artigiane che abbiamo in provincia siamo voce autorevole, possiamo dire che è un comparto sano, che è un comparto che sta lavorando bene, però credo sia fondamentale mantenere i rapporti e le collaborazioni con le altre organizzazioni, con gli altri comparti, perché sono convinto che specialmente al giorno d'oggi, dove la concorrenza è spietata, il saper fare squadra, il saper valorizzare tutte le eccellenze che abbiamo sia fondamentale per un prodotto di qualità, perché credo che al di là della giacca che uno indossi, il territorio trevigiano, il territorio del Montello punta alla qualità, perché la gente mira a valorizzare i propri prodotti, però lavora col cuore, non lavora solo pensando al fatturato, pensando al ritorno economico, lavora puntando a proporre sempre degli alimenti, dei prodotti, delle iniziative che siano di qualità. Qualcosa di innovativo, ad esempio, come vedete da questa slide, cosa può essere un gioco, no? Un gioco che può portare un marchio, che può essere fatto in cioccolato e... Sì, secondo me abbiamo materiale sul quale lavorare. Un aneddoto interessante è appunto di un'iniziativa che facciamo tutte le primavere che si chiama Gusti di Marca, dove mettiamo assieme appunto tutti i comparti che compongono la famiglia dell'alimentazione. Abbiamo visto che sta portando ottimi risultati proprio per la visibilità delle aziende. Per la visibilità delle aziende e per la collaborazione tra imprese, perché magari vediamo che il panificio realizza dei grissini particolari usando il lievito di birra di un nostro associato, cioè si vanno a creare quelle sinergie che noi come associazione dobbiamo essere dei facilitatori per creare momenti di incontro e momenti in cui gli imprenditori possano conoscersi e possono veramente creare dei prodotti che sono all'avanguardia. Quindi, e tu ne sei una testimonianza vivente. Insomma. Cerco di fare qualcosa di innovativo, ma faccio un esempio di quanto siamo fortunati, al di là di quello che ci ha raccontato prima il signor Delle Langhe, che probabilmente sono organizzati meglio di noi. Ecco. Noi è un percorso che dobbiamo fare per arrivare a quei livelli, certo, però ricordiamoci di quanto fortunati siamo, e questo me ne sono reso conto quando sono andato a fare una presentazione al Mart a Rovereto, dove presentavo questo progetto appunto Canova Velvet, e mi sono avvicinato a una cosa che mi ha incuriosito, che era una carena di una Ferrari, no? Una carrozzeria, pezzi di carrozzeria della Ferrari, e mi disse, gli domandai, scusa, che non riesco a capire il significato di quello che è l'arte canoviana e queste lamiere, insomma, ecco, mi fa, guarda, non noti una certa uguaglianza di linee da quello che è le curvature, ecco, di quello che è questa carrozzeria è un'opera canoviana. In effetti ho detto sì, sembrano quasi curve femminili, sono così aggraziate, gli ho detto, e mi fa, vedi, la Ferrari come la Lancia non poteva nascere, come dicevamo prima, in Ungheria, ma no perché io ce l'abbia su con l'Ungheria, per carità, però c'è una storia dietro a quello che abbiamo. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, un ingegnere della Lancia, tra l'altro è di Volpago del Montello, ecco. Un ultimo aneddoto e sottolineatura che come associazione volevo fare è la nostra vicinanza in queste iniziative col mondo della scuola. Credo sia fondamentale, non solo per Confartigianato ma per tutte le associazioni, dedicare tempo alla formazione agli studenti, coinvolgerli in questi mestieri che altrimenti si tende un po' a perdere, perché i passaggi generazionali, vediamo quanto difficile è attuare un passaggio generazionale, figli di imprenditori che cambiano completamente settore pur avendo magari un'azienda ben avviata che basterebbe poco per poterla farla funzionare, molto spesso perché non c'è dialogo con i genitori, non c'è voglia di mettersi in gioco, e Confartigianato è in prima linea per coinvolgere la scuola, per renderli sempre partecipi in tutte le manifestazioni che facciamo. Credo che questo sia un punto che debba essere su tutti i programmi, su tutte
su tutte le iniziative che vengono fatte, perché per avere un futuro migliore dobbiamo investire oggi, dobbiamo investire secondo me sui giovani. Sì, perché ormai lo sappiamo tutti, se c'è qualche ristoratore qui, il nostro problema principale sono proprio gli operatori. Si fa una gran fatica a far capire che la formazione artigianale è, secondo me, alla pari di quello che è una formazione universitaria. Cioè, un artigiano, quando è formato, ha delle competenze tali che è un patrimonio non solo per noi stessi. Io dico, anche quando qualche ragazzo lascia la mia azienda per fare un'esperienza diversa, è sempre un valore. L'importante è che non esca dal cerchio, cioè se mi va in fabbrica, nulla, ripeto, contro le fabbriche, perché anche lì c'è bisogno di manodopera, però è una perdita non solo per me, per il comparto, perché... Certo, il mondo della scuola l'ho sottolineato, perché io, seguendo anche il settore del benessere, facciamo spesso iniziative dedicate all'estetica, all'acconciatura, e dalla scuola i nostri professionisti ci segnalano che ci sono veramente ragazzi molto bravi che magari corrono il rischio di perdersi perché non hanno quella anche gratificazione dalle imprese e dalle associazioni necessaria a dare la spinta emotiva per andare avanti. Direi, Francesco, che abbiamo concluso il nostro intervento e vi ringraziamo. Allora, intanto grazie anche perché nel chiedere anche a Sara Marchetti di raggiungermi mi avete fatto ricordare uno studio di Euromonitor che avevo considerato nel 2017, no? Dove in qualche modo cercava di descrivere l'impatto del digitale nel turismo, e raccontava che in una fase iniziale c'era un'attenzione l'attenzione principale era before the journey, cioè prima che il viaggio iniziasse, no? Perché? Perché tutti prenotavano l'hotel, il biglietto aereo e qualche servizio, magari noleggiavano l'auto, però finiva lì. E poi in quel periodo c'era moltissima attenzione di quasi moltissimi operatori digitali di quello che succedeva during the journey, cioè durante il viaggio, dove si stima si spendano i 2/3 del budget complessivo della vacanza. Cioè io mi faccio un budget di 1.000 euro, immaginiamo, per fare una vacanza, e cosa sono 2/3? 750 li spendo durante il viaggio, no? Per cui diciamo l'attenzione di molti è proprio lì. Lo vediamo anche, è molto interessante il tema dell'osservatorio del turismo, no? Che con i dati Mastercard si riuscirà in qualche modo a comprendere e a misurare bene l'impatto in quel periodo. E diciamo un intervento del genere a me, io penso anche un'altra cosa che in questo periodo comunque comincia a essere attuale anche come pensiero, che è molto importante anche di riuscire a seguire molto bene il cliente turista anche after the journey, cioè dopo il viaggio, e non solo per motivi di fidelizzazione, no? Tante volte ci ricordiamo di mandare gli auguri di Natale, di Pasqua, cose del genere, ma proprio con un sistema di engagement continuo che potrebbe per esempio essere attraverso l'e-commerce o attraverso questi prodotti che in qualche modo mantengono l'attenzione e anche la monetizzazione su attività del territorio. Allora, prima di passare alla consegna del patentino del Montello, è qui con noi Sara Marchetti, che ha seguito tutto quanto il percorso, per cui ti chiederei, insomma, visto che tu li hai visti quasi tutti, di darci un po' una tua visione, breve ovviamente, di come sono andati questi 4 incontri. Sara. Grazie Francesco. Direi che ormai molti volti ci vediamo con me magari dal 2022, ma con Francesco dal 2020 e di conseguenza con Monica e tutti coloro che hanno fatto parte anche a livello sia amministrativo, istituzionale che tecnico del patentino dell'ospitalità giunto alla 5ª edizione. E quest'anno abbiamo visto una maggiore continuità nel seguire gli incontri, al di là di nuove realtà che
un po' grazie al patentino e anche grazie all'Asolo Montello Fest, sono entrate una in contatto con l'altra, nel senso che a seguito anche dell'Asolo Montello Fest è stata un'opportunità per comunicare il patentino anche a coloro che un po' più fuori dal territorio, magari non ancora entrati in rete con il marchio d'area di Montello Travel, hanno avuto così l'occasione di conoscerlo, per cui credo che quest'anno sia stato fatto uno step avanti nel dare continuità al percorso che quest'anno abbiamo visto essere stato racchiuso in 2 settimane, per cui poi trarremo anche un po' con Cristian Brugnaro di Ascom Confcommercio, trarremo un po' le conclusioni su qual è la modalità migliore, che comunque manterremo ibrida e niente, abbiamo 40 operatori del territorio che ricevono il patentino, non sono tutti qui presenti oggi, ma ricordo che può essere ritirato qui al Meve successivamente. E niente, io darei la parola a Francesco per poi far intervenire Cristian e iniziare questa consegna. Mi raccomando, alla fine tutti coloro che hanno ricevuto il certificato faremo una foto di gruppo fuori nel giardino, per cui non lanciatevi nel buffet nella sala di fianco, perché se no mi sgridano. Grazie. Allora, un applauso a Sara. Sembra cattiva, ma non lo è. Ecco, no, dai, un applauso a Sara che ci ha seguito in tutto questo. Allora, nel chiamare qui intanto Cristian Brugnaro, volevo solo ricordare che il patentino del Montello è realizzato nell'ambito del marchio d'area DMC Montello con la collaborazione di Slea e Thyssen, con il contributo di Ascom Confcommercio Treviso e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, per cui era giusto insomma ricordare tutta questa cosa qua. A te the floor, come si dice? Grazie Sara. Tutto quello che c'era da dire sul patentino è stata fatta ampia sintesi, quindi visto che comunque cerchiamo sempre di rispettare i tempi, di dare l'opportuno spazio ai ristoratori per il loro buffet, a cui dico ancora grazie, ci adesso inoltriamo nella consegna del patentino, quindi nel momento più istituzionale, diciamo, ma dovuto al territorio. Allora, inviterei qui in fianco a me intanto il presidente Paolo Mair, presidente della Confcommercio Treviso Delegazione di Montebelluna, e il sindaco Adalberto Bordin, che avevo visto. Bene. Allora, io direi di partire e chiamerei qui al centro il signor Michele Bandiera, che intanto faccio i complimenti. Proseguiamo e chiamerei di venire qua al centro il signor Sebastiano Bresolin, consegna il sindaco Adalberto Bordin. Ci sono previste anche la parte fotografica, sì, tutte insieme foto. Stiamo già procedendo comunque con la tecnologia in tutti i sensi. Allora, procediamo con il successivo, con la signora Chiara Bruffatto della ASD Maghe Magò, pardon, ecco qua. Complimenti. Bene. Complimenti. E procediamo praticamente con il signor Roberto Crema. Complimenti. E ricordo anche che poi vi consegniamo anche, diciamo, l'adesivo, così l'occasione anche che poi vi vediamo per la foto, che è il stemma identificativo oltre all'attestato. Procediamo con il signor Luciano Fior. Complimenti.
chiamo anche Roberta Furlan che è di là, ma arriva, mi sente da distante, quindi arriva e consegna il sindaco. È coinvolta nell'organizzazione del buffet. E è lì. Puoi tenere anche il coso, è ancora meglio, è identificativo. Complimenti. Congratulazioni. Chiamo qui invece il signor, e grazie ancora Roberta, chiamo qui il signor Silvio Ghedin. Ora invece chiamo una persona che sarà sconosciuta a molti, che è il signor Ezio Guizzo, ma che conoscono in tantissimi. Complimenti. Ritira, c'è una specifica perché il signor Ezio viene con delega, come suol dire, e ritira anche per la signora Daniela Lazzarotto, Lisiana Lazzarotto, Paola Darè e Alex Mazzoccato, quindi no, basta, finisce lì, benissimo. Sono già sufficienti questi comunque, Ezio. Sì, Ezio ci teneva, oltre al ritiro del patentino e foto istituzionale, intanto chiacchiero, come suol dire. Ricorda anche che in qualità di presidente dei ristoratori Montello a Tavola, ne abbiamo parlato anche durante l'evento, i posti a disposizione per la serata del 25 luglio sono ormai alla fine quasi. Invitiamo tutti, anche se il 25 luglio è molto in là nel tempo, a prenotare e prendere posto, perché naturalmente poi sono a posti limitati. Bene. Procediamo e chiamo, che stavo chiamando prima, il signor Alex Mazzoccato. Complimenti. E procediamo con anche il signor Gabriel Mazzoccato, che eccolo qui. Complimenti. Tocca a chi? Procediamo anche con Caterina Parlante, che invito qua al centro. Prego, complimenti. Procediamo ora invece con il signor Manlio Reffo della Bags for Dreams SRL. Complimenti. Andiamo avanti con la signora Giuliana Romanello. Congratulazioni e complimenti anche a lei. E ora invito qui la signora Martina Sartor. Complimenti. Bene. Ok. Poi abbiamo anche la foto comunque plenaria con tutti e con anche tutte le autorità, quindi ok. Inviterei qui anche la signora, la vedo, Simonetta Toso a ritirare il suo attestato. Complimenti. Anche lei del gruppo Montello a Tavola. Si vede. Sono incognito. Procediamo con la signora Valentina Trevisan. Complimenti anche a lei.
Ora Nadia Zaniol, sempre della SD Maghe Magog. Complimenti. Chiudiamo con i presenti, chiaramente come abbiamo detto ce ne sono di più, ma li ritireranno qua al memoriale, con la signora Adonella Zardetto, che invito a venire qui al centro. Complimenti. Grazie. Grazie ancora a tutti, ma come detto adesso foto di rito con autorità, tutti i premiati. Ci spostiamo solo per un motivo anche logistico qua sotto il MEVE, quindi proprio qua sotto gli ingressi, così andiamo qua giù, e finito quello ci spostiamo per il buffet. Quindi grazie per l'attenzione a tutti per la prima parte, invito Francesco a chiudere il convegno e grazie. Vi saluto anch'io tutti e quindi come risultato anche questa volta non ci manca niente e buon lavoro.